Pensa che cambio il nome? Sì. Un attimo. Vai, sì, ci mettiamo Pier Giorgio Carina. Ok. Grazie Silvano. Allora, chiudiamo la porta così. Allora, c'è un cambiamento di programma. Intanto buonasera a tutti, grazie di essere qui, grazie a Silvano per avermi invitato. Così ho la possibilità di rincontrare anche Marina, che è una carissima amica, ci conosciamo già da un po' di tempo, è stato amore a prima vista, platonico, e abbiamo già fatto varie cose insieme, è sempre un piacere rivederla e ascoltare le sue bellissime riflessioni su temi che non sono tanto usuali. Vedete, nel nostro lessico quotidiano, normale, nell'interazione comune che abbiamo tra noi, la quantità di parole che attengono al mondo della filosofia, dello spirito o del sentimento, in termine elevato, sono pochissime. Contrariamente era ad esempio nelle lingue dei Pelle Rossa, dei nativi americani, dove invece la quantità di parole che attengono al mondo dello spirito e dei sentimenti elevati era enormemente più alta di quella nostra. Questo cosa significa? Che noi dedichiamo molto tempo alla materia e molto poco tempo a ciò che è l'essenza più importante della nostra esistenza, che è quella che ci viene detto da tutte le religioni sopravvive a questa bara biologica che ci porta in giro per un po' di tempo e che poi comunque, volenti o nolenti, tutti quanti, compreso anche Rockefeller, Rothschild o Silvio Berlusconi, giusto per fare un nome a caso, dovranno abbandonare. Il che è una situazione che approfondisco magari dopo con parole mie, però c'è uno stravolgimento di programma perché Giorgio Bongiovanni non può essere qui perché ha l'aereo con cui sta venendo, lui si trova a Palermo nella redazione, nella sezione palermitana della redazione del giornale Antimafia, arriverà a Venezia alle 10:30, quindi è impossibile che riesca a essere qui questa sera, però c'è una finestra di circa 10 minuti tra poco, per cui lo chiamo telefonicamente, darà un messaggio e ci dirà qualcosa. Quindi inverto la scaletta della serata, per cui parlo prima di lui, di solito comunque sono io che lo introduco. Non so se tutti lo conosciate, quindi una brevissima presentazione. Allora, la Vergine a Fatima, luogo conosciutissimo soprattutto per il famoso terzo segreto, mal rivelato, mezzo rivelato dalla Chiesa nel giugno del 2000, la Madonna promette nel 1917 che sarebbe venuta 6 volte, sarebbe apparsa 6 volte e sarebbe tornata una 7ª volta, ma la storia ci ha lasciato come fatti accaduti che la Vergine compare ai 3 pastorelli fino all'ottobre del 1917, dove ci sarà il famoso miracolo del sole e darà il famoso terzo segreto di Fatima. Se volete poi ne parliamo. La 7ª volta non appare. La 7ª volta bisogna aspettare molti anni, vari decenni, e la Vergine apparirà a Fatima una 7ª volta il 2 settembre del 1989 a un giovane italiano di 26 anni che aveva già avuto una serie di apparizioni in Italia, nella zona del Civitanova Marche, quindi maceratese, tra Macerata e Ascoli Piceno, dove in queste apparizioni avvenute nelle Marche gli chiede di recarsi a Fatima, nello stesso luogo dove lei apparve nel 1989. Giorgio si reca lì e a mezzogiorno in punto, davanti alla stessa quercia, nell'enorme piazza di Fatima gigantesca, ci stanno oltre 1 milione di persone. Io ci sono stato, veramente impressionante la grandezza di questa piazza, che è nella Cova di Iria, il luogo appunto dove ci furono le apparizioni nel 1917. Cade in estasi. A un certo punto la Vergine, che appare sospesa sopra la quercia delle apparizioni, era vestita con una tunica bianca, un cinturino azzurro alla vita e una rosa rossa sul petto, e gli chiede: Giorgio, vuoi tu portare nel tuo corpo un poco della sofferenza di mio figlio? Giorgio gli risponde di sì. A quel punto dal petto della Vergine scaturiscono 2 raggi di luce che lo colpiscono alle mani. Immediatamente le mani cominciano a sanguinare, già si vede, Giorgio stramazza all'indietro, vedete,
Era accompagnato da 2 amici spagnoli che lo avevano accolto all'aeroporto e poi accompagnato a Fatima, e quindi gli si raduna della gente intorno, vedete, Giorgio incomincia a sanguinare. Lo vogliono portare in infermeria, ma lui dice no, sto bene, anche se sentiva un profondissimo dolore, dice portatemi a casa. Oltre a questo discorso legato strettamente alle stimate, Giorgio riceve un messaggio che implica la spiegazione della missione che la Vergine gli affida. La missione si divideva in 3 punti e il segno gli viene dato come a testimoniare della veridicità di questa sua esperienza. Questo è un disegno che ha fatto un nostro amico pittore, che ritrae la Vergine esattamente con lo stesso volto con cui Giorgio la vedeva. E la missione che la Vergine gli affida si divide in 3 parti. La prima era diffondere all'epoca, siamo nel 1989, quindi ben lontani dal giugno del 2000, quando la Chiesa farà quella mezza rivelazione, diffondere il segreto di Fatima nella versione diplomatica che trovate su internet. Cercate la versione diplomatica del terzo segreto di Fatima, non è mai stata smentita dal Vaticano. Poi ci sono altri fatti molto importanti che sono accaduti ancora prima di questo. La seconda parte, rivelare al mondo un fatto che già aveva diffuso e detto il padre spirituale di Giorgio, che è stato anche il mio, il contattista italiano Eugenio Siragusa, che era di dire che la visita extraterrestre, cioè gli UFO, sono uno di quei segni escatologici che fanno parte di tutto quell'insieme di eventi che annunciano il tempo della seconda venuta di Cristo. Scusate, sono un po' raffreddato. La terza parte, quindi la visita extraterrestre messianica, cioè siamo nell'epoca che preannuncia il ritorno di Cristo, la seconda venuta di Cristo sulla terra. Quindi gli extraterrestri, nelle parole della Madonna, che sono delle parole segrete, un segreto nel segreto del terzo segreto di Fatima, e in quel tempo, seconda metà del secolo XX, esseri cosmici verranno da lontani lidi dell'universo nel nome di Dio. Cioè la Vergine annuncia che queste civiltà fondamentalmente sono cristiane, ma non nel senso cristiano-cattoliche come religione fideista idolatra, che idolatra le statue ma non mette in pratica dopo il messaggio del Vangelo. Noi siamo dei cristiani a volte anche molto bigotti fino alla violenza, però di fatto a Cristo lo prendiamo in giro perché portiamo i fiori alla statua, ci inginocchiamo in chiesa, facciamo le genuflessioni, eccetera, eccetera, però poi quando usciamo dalla chiesa la nostra vita è molto diversa da quello che Cristo ci chiede nel Vangelo. Invece queste civiltà usano il Vangelo come un manuale sociale per sviluppare economia, politica, scienza, eccetera, 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 cioè per fare struttura. Non a caso le civiltà extraterrestri chiamano i personaggi come Cristo istruttori di civiltà. Quindi questo la dice lunga sulla nostra bieca e bassa comprensione di ciò che è stata la visita divina di 2000 anni fa. Terzo fatto, terza parte, era smascherare il volto dell'anticristo, cioè rivelare al mondo nomi e cognomi di quei personaggi potentissimi che sono la vera causa, i veri organizzatori di tutti i mali del mondo, compreso anche il debito pubblico che tutti stiamo pagando. E annunciare il ritorno del Cristo, cioè reiterare il fatto già detto nella seconda parte della missione, che siamo nel tempo dei segni mistici, cosmici e anche catastrofici che preannunciano la seconda venuta di Cristo, cioè tutta quella parte di eventi che sono descritti in maniera simbolica nel libro dell'Apocalisse di Giovanni, ma che sono stati poi ben descritti in molte apparizioni della Santissima Vergine, che in termini molto più moderni ha spiegato che cosa significavano quelle immagini simboliche che 2000 anni fa il profeta non poteva capire. Immaginate il povero Giovanni che vede i jet militari che lanciano bombe, che ci capiva lui? Non esisteva all'epoca l'aviazione, quindi li chiama scorpioni, il veleno è nella coda, cioè queste immagini lui non le riesce a capire, ma le spiegherà la Vergine. Quindi Giorgio riceve le stimate perché deve portare questo messaggio di testimonianza.
E le stimmate ce le ha sul corpo, ecco, ce le ha sulle mani, ce le ha sui piedi e ce le ha sul costato ininterrottamente da quel 2 settembre 1989, quindi sono passati ormai più di 25, no, quasi 25 anni, 24 anni. Adesso lo chiamiamo Giorgio, vediamo se può intervenire e darci un messaggio. Poi vi faccio vedere anche un filmato delle analisi, alle ferite, analisi che Giorgio ha ripetutamente fatto in varie parti del mondo e varie volte sono stato presente anch'io. Sì, mi sentite? Sì, perfettamente, ti sentiamo. Buonasera a tutti. Giorgio, ho fatto... Ma dovete scusarmi, ma mi trovo in questo momento nell'aeroporto di Roma perché l'aereo da Palermo ha avuto dei gravissimi problemi tecnici e allora adesso siamo a Roma e non prima delle 11:30, delle 10:30 arriveremo a Venezia, quindi mi dispiace. La prossima volta verrò, intanto intervengo così per stasera. Giorgio, ho fatto una breve presentazione della tua esperienza di Fatima, le stimmate, il messaggio che hai ricevuto dalla Santissima Vergine. Ti faccio una domanda: a che punto siamo di quei segni, di quel momento di cambiamento che preannuncia il ritorno di Cristo sulla terra? Siamo all'inizio, manca tanto tempo, siamo alla fine? Come definiresti tu questo momento storico, comunque tragico dell'umanità? Ma io lo definirei un momento di grande cambiamento e quindi abbiamo la storia dell'umanità, l'umanità stessa in questo momento storico è il momento più triste e il più violento della storia del mondo. Se facciamo una statistica numerica, no? Dall'inizio della seconda metà del secolo XX fino ad oggi, inizio del secolo XXI, abbiamo avuto più morti, molto di più morti della seconda guerra mondiale. Sì. Morti non naturali, ma violente, cioè per guerre, fame, persecuzioni, stragi, guerre civili, dittature. Quindi questo è il momento più grave. Abbiamo anche oggi ancora migliaia e migliaia di testate nucleari pronti a partire. La crisi del Medio Oriente è tra le tragiche perché Israele vuole attaccare l'Iran da un momento all'altro, sebbene ci dicono che hanno raggiunto un accordo politico a Ginevra, secondo me risibile. E poi abbiamo anche l'inquinamento. Veneta è in uno stato di inquinamento il più grave della storia del mondo. Però questi segni, cioè ci sono dei segni, la mia storia per esempio di stigmatizzato continua, non si è fermata, questi segni ancora ci sono dei messaggi che annunciano grandi cambiamenti e ci sono esteri. Il tema che voi trattate in questo congresso, in questo convegno, colgo l'occasione per salutare l'amico Silvano Serranato, che ringrazio per l'invito, ma lo ringrazio lo stesso per darmi la possibilità di parlare al telefono. Sì, è qui vicino Silvano, ti ringrazio. Giorgio, ti saluta. Ciao Silvano, un abbraccio. E c'è appunto il convegno di Silvano ufologico, parla della presenza extraterrestre. E io sono ben felice di partecipare perché questi esseri ci sono sulla Terra, aspettano il momento opportuno per contattare l'umanità. Quello che vi posso dire stasera, io vi avrei detto personalmente che questi esseri si faranno vedere al mondo tra molto poco, cioè loro faranno un grande blitz, dimostreranno l'umanità, ma non faranno niente, non possono intervenire se non ci sono dei cambiamenti positivi. Loro possono osservare
però si faranno vedere da tutti. Giorgio, perché E poi la seconda venuta di Cristo, cioè ci sarà la venuta di nostro Signore Gesù Cristo molto presto, cioè il giudizio finale. Ecco Giorgio, la Santa Vergine a Fatima ti dice una cosa che a molti a tutt'oggi rimane un po' strana, cioè ti parla degli extraterrestri la Santa Vergine, perché? Perché ti parla di questi esseri, di queste civiltà? Perché questi esseri sono esseri che fanno parte di coloro che sono stati redenti da Gesù Cristo. La redenzione non è avvenuta solo sulla terra. Per noi cristiani cattolici Gesù Cristo crocifisso e risorto significa la nostra redenzione. La redenzione non di tutti, ma di tutti coloro che amano il prossimo come se stessi. In altri pianeti la redenzione delle civiltà extraterrestri è avvenuta milioni, forse miliardi di anni fa. Quindi queste civiltà redente da nostro Signore Gesù Cristo viaggiano nel cosmo e portano un messaggio di pace. Sopra di loro, sopra questi esseri che sono come noi, più fisicamente diversi da noi, ma umanoidi comunque, ci sono gli esseri che nella Bibbia chiamiamo angeli e arcangeli. Quelli sono altri esseri ancora più superiori che abitano le stelle, chiamiamoli degli extraterrestri di luce, che sono quelli che nella Bibbia chiamavano angeli e arcangeli. Ora, oggi possiamo dire queste cose perché oggi abbiamo il telescopio più potente del mondo che ha calcolato e fotografato universi e galassie a miliardi e miliardi di anni luce. Oggi possiamo dire che l'universo è infinito. Oggi possiamo dire che Cristo ha visitato altre civiltà e queste vengono sulla terra. Quindi questo Giorgio la mette La Santa Vergine ha detto una verità teologica conclamata per me. Certo, per le religioni, per Giorgio, le religioni sono rimaste al Medioevo. sì. Ancora abbiamo noi una Chiesa che deve riformare degli errori gravissimi. Papa Francesco speriamo che lo farà, ma errori di 400-500 anni fa. Io vi sto parlando di verità che la Chiesa, se non cambiasse nulla, ne parlerebbe fra 200-300 anni. Forse troppo tardi. Troppo tardi, quindi ci sarà un intervento clamoroso, plateale, che traumatizzerà la società e cambierà la società radicalmente. Cioè il contatto tra gli extraterrestri e gli uomini cambierà la società radicalmente. Quindi tutto il mondo vedrà, tutti capiranno chi sono questi esseri e soprattutto che non sono negativi come molti vogliono sostenere. Tutto il mondo vedrà, ma prima di arrivare a questo ci sarà una campagna violenta, mortale, della congiura del silenzio contro questa realtà, perché questi esseri quando offriranno gratis l'energia che può salvare tutti noi, gratis, che può far camminare le macchine gratis, quando offriranno l'economia per tutti, dove nessuno morirà più di fame, quando ci daranno un piano politico strategico per evitare le guerre. Io vi chiedo, le grandi organizzazioni criminali, le mafie, i venditori di armi, i narcotrafficanti e le grandi farmacie che vendono medicinali per ammazzare la gente più che per guarirla, che fanno? Si devono suicidare o si ritirano? Quindi questi extraterrestri quando diranno noi abbiamo le formule per risolvervi tutti i problemi, i padroni del mondo faranno guerra a questi esseri, cercheranno di fare la guerra inutilmente comunque oggi. Però sì, alla fine ci sarà questo contatto e l'umanità ne trarrà beneficio senz'altro.
Un'altra delle cose che ti dice la Santa Vergine nella tua visione, quella che hai avuto, ti parla dell'Anticristo. Puoi descrivere cosa intendeva la Vergine usando questo termine? Abbiamo parlato poco fa dell'Anticristo. La mafia, le organizzazioni criminali italiane e straniere sono l'Anticristo. La bomba atomica è l'Anticristo. I capi degli stati, i capi politici che fanno trattative con le mafie sono anticristi. I capi religiosi che parlano solo di amore, perdono e si dimenticano della giustizia sono anticristi. I venditori di armi sono anticristi. Le grandi organizzazioni economiche mondiali che mandano alla fame la gente, nella miseria la gente, sono anticristi. Tutto questo è anticristo. Sì. Cosa dice Giorgio la Vergine invece al popolo, alla gente comune? Qual è l'invito che lei dà? E di mettere in pratica e di fare qualcosa a favore della vita. Stasera io vi avrei detto a me stesso, a noi e a voi amici, ufologi, appassionati di ufologia, che noi possiamo avere questa grande passione, possiamo anche tra di noi, c'è gente che ha contatti con questi esseri. Quindi adesso è arrivato il tempo che noi ci rimbocchiamo le maniche e facciamo qualcosa nel sociale, perché parlare di ufologia o vedere gli extraterrestri, ricevere messaggi d'amore e poi starsene a casa, noi non saremo candidati al grande contatto, nemmeno nel nuovo regno. Noi che sappiamo la verità, noi che abbiamo visto o sappiamo dell'esistenza di questi esseri, noi dobbiamo dare la faccia nella società, anzi dobbiamo dare la vita per lottare contro le ingiustizie del mondo. Se no, quando scendono gli extraterrestri e noi li andiamo ad abbracciare, a noi ci ignorano, ci diranno: ma come, tu sapevi e non hai lottato per migliorare la società? Quindi impegnatevi nella politica, nella società, aiutate i poveri, i sofferenti, gli anziani, lottate contro la mafia, scegliete un campo per impegnarvi e impegnatevi, e poi continuiamo a portare avanti la nostra bella passione ufologica nello stesso tempo. Bene. Bene? Grazie Giorgio, se c'è qualcosa che vuoi aggiungere ancora. Tornerò al negozio dal mio amico Silvano Ferronato, ci verrò sempre finché lui lo vorrà. Ok, grazie, una promessa. Ciao, a presto. Ciao. Sì. Bene, chiudo la parte dedicata a Giorgio con questo messaggio che ha dato. Questa è l'ultima analisi che è stata fatta nel 2009, le riprese le ho girate io, una richiesta della TV nazionale messicana che voleva nel 2009 celebrare il ventennale di questo straordinario segno divino che è stato dato a Fatima nell'89. evidentemente delle ferite che non possiamo considerare piaghe, perché le piaghe hanno evidenza della religione, e ulcere, perché richiederebbe una base patologica. Le ulcere sono quelle che non hanno invece tendenza alla religione.
sangue non ha nessun aroma o odore gradevole che denoti segni di infezione, del resto questi sono ferite che dimostrano una assoluta pulizia, a parte il sangue che è uscito di recente, non mostrano segni di flussi, di infezione, segni di infezione, tutti i segni classici dell'infiammazione che accompagna lo stato infettivo. Cosa che rende queste ferite particolarmente strane, se vogliamo dire. Strane perché è una ferita che dura 30 anni, che sanguina questa maniera ogni giorno e che fornisce ai germi un importante terreno di coltura, come appunto il sangue dovrebbero regare, come classico sarebbe facile trovare in altri casi, i segni di infiammazione e di infezione. Invece questi sono feriti che hanno le sembianze di ferite sterili e non della sofferenza di Giorgio Bongiorani che accompagna questa esaminazione, questa io del convento. Quello che lascia appunto notevolmente impressionati è l'assoluta pulizia a parte sangue della ferita, che non si accompagna a nessun altro segno. Sangue che ho potuto tastare, che per altri versi non è stato esaminato approfonditamente nella laboratorio di analisi, che è dello stesso gruppo e dà le stesse caratteristiche del sangue rilevato dalle vene del signor Bongiorani. Quello che resta, a mio avviso, assolutamente inspiegabile è l'assoluta pulizia che dura da 20 anni, e dato che ho avuto modo di vederle già altre volte, devo constatare che non subiscono nel tempo delle alterazioni che ne denotino una evoluzione verso forme di degradazione, di degenerazione organica delle ferite o dei tessuti circostanti. Ecco, quindi si compie il 2 settembre dell'89 questa promessa che la Vergine fa di riapparire una settima volta. Ora, noi siamo abituati a percepire l'importanza delle cose che accadono nel mondo solo se sono strombazzate dalla gran cassa dei media. Si dice è vero solo se l'ha detto la TV. Come se la TV fosse un ente super partes, una specie di divinità che sta nell'alto dei cieli, da cui deve discendere lo Spirito Santo e illuminarci di verità e rivelarci tutte le cose del mondo. È una pia illusione, è un grandissimo inganno, perché le televisioni sono in mano a persone. La nostra società viene chiamata società del profitto. Tutti i nostri rapporti, anche quelli sentimentali, di fatto sono basati sul profitto. Io vedo una donna e dico, ecco, quella lì è la soluzione del mio problema d'amore. Quindi i nostri rapporti umani sono la maggior parte delle volte basati sulla rapina, ma non ce ne accorgiamo. Noi diciamo aspetto l'amore come se l'amore passasse da qualche parte o ce lo dovesse portare qualcuno. L'amore può solo scaturire da dentro ed essere dato. Non si aspetta l'amore, si dà l'amore. Fino a che noi aspetteremo l'amore non arriverà mai, perché quello non è amore, è dipendenza, egoismo, debolezza, necessità di un bastone a cui appoggiarsi. L'amore invece è forza. L'amore è quello che dà, a prescindere, non chiede niente in cambio, quindi tutta la nostra impostazione umana è sbagliata completamente, perché noi del Vangelo ne abbiamo fatto una grande buffonata. C'è un qualcosa che ascoltiamo, sbadigliamo in chiesa senza nemmeno capire le astruse, genericamente, spiegazioni del prete, e poi ce ne torniamo a casa e ci facciamo i fatti nostri, e nella maggior parte delle volte il Vangelo non l'abbiamo nemmeno mai letto. Anzi, non solo non l'abbiamo mai letto, e i soliti 4-5 passi che ci vengono letti sempre. Ad esempio non si legge mai dell'Apocalisse, rarissimo, non si parla mai della seconda venuta di Cristo, non si parla mai che vuol dire la fine dei tempi, non se ne parla mai, e noi non lo leggiamo il Vangelo. Da bambini, mi ricordo, ci facevano il catechismo. Ma scusate, ma se c'è il Vangelo, che me lo fanno a fare il catechismo?
È una manipolazione ovviamente, perché quando io ho letto il Vangelo, sapete che ho fatto la prima volta? L'ho richiuso, ho detto non si può fare. Cioè, questo Signore che si faceva chiamare Gesù Cristo chiede talmente tanto per la salvezza dello spirito che è impossibile, ha sbagliato pianeta. Forse doveva girare a sinistra, invece ha girato a destra e si è trovato in Palestina. Dice, boh, vabbè, ci sto, mi fanno pena, gli dico qualcosa. Però di fatto noi, e lo dico con grande dispiacere, noi il Vangelo non lo studiamo, non lo comprendiamo e ancora meno lo mettiamo in pratica. Il Vangelo non è una questione che attiene alla fede, il Vangelo è un manuale con i quali si devono costruire corretti rapporti umani e una società che non presenti tutti gli orrori e le brutture della nostra società, che fa schifo, perché una società dove accetta serenamente che ogni santo giorno vengono buttate migliaia di tonnellate di cibo e invece muoiano 30.000 bambini di sola fame ogni santo giorno, è una società di mostri, non è una società umana. È una società che non deve aver paura degli alieni negativi, è una società che deve aver paura di quello che tutte le mattine vede allo specchio. Questa è la nostra società. Noi dobbiamo avere paura dei terrestri, non degli alieni, perché siamo stati noi a sganciare le bombe atomiche, a distruggere l'intero ecosistema, a avvelenare i cibi, a usare un mezzo di locomozione che è un progetto del 1700, una stufa con le ruote. Voi lo sapete che i motori moderni, come quelli degli anni di fine 800, consumano il 70% del combustibile in calore. Se va bene, il 30% del combustibile bruciato nel motore finisce per creare trazione. Tutto ciò che innovazione potrebbe far risparmiare petrolio viene accuratamente occultato, e se quello che ha fatto la scoperta che magari fa fare 80 km con un litro di benzina vuole a tutti i costi dirlo, gli va un signore in giacca e cravatta della BMW, della Fiat o di qualsiasi altra casa automobilistica e anche delle 7 sorelle e buongiorno, sai, io sono talentale, gli mette sul tavolo una valigetta piena di soldi e una pistola e gli dice scelga lei cosa vuol fare della sua scoperta. Il problema grave è che il popolo, che è tosato, munto e poi scannato da questi signori, difende il sistema, non si comporta con nessun senso critico verso il sistema. C'è il debito pubblico. Da un giorno all'altro Mario, mi alzo, il giorno prima era tutto normale, accendo la TV, c'è il debito pubblico, abbiamo 30-40 mila euro di debito a testa. Cioè, quando io mi sono, di notte non ho fatto niente, sono stato a casa, io non mi sono indebitato con nessuno. Chi l'ha fatto il debito pubblico? Ce l'hanno spiegato? No. C'è il debito pubblico, l'unica cosa che ci dicono è lo dovete pagare. E giù profluvi di discorsi, colpo di Stato bianco, Mario Monti, viene buttato giù Berlusconi, intanto qualcuno mi dovrebbe spiegare a tutt'oggi come mai il signor Berlusconi è così agganciato con tutte le chele alla poltrona, non si riesce a staccarlo, invece miracolosamente arriva il signor Monti, Berlusconi gli lascia il posto, in 24 ore questo viene fatto ministro, ma solo io sono il salvatore della patria, vi risolvo tutto. Dopo un anno eravamo peggio di prima. Allora o sono degli imbecilli quelli che governano oppure ci prendono per il culo, abbiate pazienza, perché se uno che sta lì a fare il presidente da ormai dal Pleistocene o da quando è che Giorgio Napolitano magari mi arrestano per vilipendio. No, con tutto il rispetto, Presidente, mi perdoni, ma questo signore, cioè il Presidente della Repubblica, che mette lì uno per risolvere il problema, questo non solo il problema non lo risolve, ma lo peggiora. Se l'avesse fatta a scuola l'avrebbero cacciato, dice tu sei un incompetente. E il popolo niente, cioè accettiamo tutto, passivamente. Si vede che ci piace rimanere a 90 gradi, cioè non lo so, io devo pensare questo. Quindi ci sono delle cose su cui la nostra vita poggia le basi e noi non ci poniamo domande serie. Cioè, accettiamo passivamente un sistema che ci opprime, ci schiaccia e ci fa fare una vita di... Grazie, hai vinto 10 euro. Ma perché, scusate, io mi ricordo negli anni 60, ero bambino, e c'erano i programmi, c'era il futurismo allora,
mi ricordo le copertine dei quaderni dei disegni dei razzi su Marte, ve le ricordate? Sembrava che nel 2000 l'umanità non lo so cosa doveva essere, un giardino dell'Eden. E vi ricordo dei programmi televisivi che dicevano tra 30-40 anni l'avanzamento tecnologico ci permetterà di produrre 100 volte di più per unità di tempo. Cioè se in un'ora all'epoca si produceva 100 volte di più, quanto fa? 10.000. Ma perché lavoriamo sempre uguali? Anzi, all'epoca io mi ricordo uno stipendio ci si campava tutta la famiglia e si mandavano i figli a scuola. Oggi si lavora tutti e due, più o meno lo stesso numero di ore e non bastano i soldi. Allora, sto 100 di surplus, chi se lo ficca in tasca? Qualcuno, giusto? Se lo mette in tasca qualcuno, perché è vero, anzi produciamo molto più di 100, perché con la robotizzazione oggi di fatto si potrebbero far stare a casa gli operai. Cioè il fatto che ci siano gli operai in fabbrica è solo un atto di elemosina, perché non sono più necessari, perché la robotizzazione, l'automatizzazione ci potrebbero permettere di stare a casa a ciondolare, al massimo a controllare i pannelli di controllo che tutto vada bene. Invece lavoriamo come negri per portare a casa uno stipendio con dei soldi fatti da una tipografia, perché la BCE non è una banca, è una tipografia. È una banca privata che produce soldi privati, noi usiamo soldi privati, questo è il debito pubblico che nessuno ci spiega. I soldi sono privati, sono del signor Mario Draghi e di tutta quella cricca di vestofanti che sono proprietari della BCE. I soldi sono loro, tutta la massa monetaria circolante in Italia deve essere restituita a questa gente più gli interessi. Vi faccio un giochino. Posso fare un giochino, Silvano? No, tanto si vede, no? Perché dopo faccio vedere qualche UFO, però devo creare le basi di ragionamento per stimolare riflessioni, che è la cosa più importante. Com'era quella della barzelletta, no? Dice 6 mesi che non parlo con mia moglie, ecco, prima di parlare bisogna attivare. Allora, mettiamoci nella condizione zero. Non esistono soldi in giro, va bene, non c'è nessun euro in giro. Questi sono i primi 100 euro stampati dalla BCE, non c'è nient'altro in giro, questo è il primo foglio da 100 euro. È successo, per forza, non ci sarà stato un primo 100 euro che è stato stampato. Sappiamo che il denaro è gravato di interesse, cioè la BCE, cioè lo Stato italiano deve mettere buoni del tesoro che dalla BCE, che sono dei pagherò, e li paghiamo noi con le tasse e con tutto quello che ci tolgono dalle tasche, perché lo Stato lavora con noi al 60, 70, 75%, cioè se lo piglia lui, quindi noi siamo un popolo di schiavi di fatto, lavoriamo per un padrone. Quindi i soldi che ci dà la BCE sono gravati di interesse. Tra i vari balzelli, prima che arrivino noi, sempre che ci arrivino, perché sappiamo che le imprese sono strozzate per mancanza di flusso creditizio, lo sapete, no? La realtà della crisi economica è un dato di fatto terribile in Italia, la gente si sta suicidando per questo. Quindi quando i soldi entrano nel flusso della massa monetaria nazionale, ma sono i primi 100 euro, quindi il flusso primo è quello, è la prima goccia. Dove stanno i soldi degli interessi? Dove stanno i soldi degli interessi? Non esistono. Il denaro non è ricchezza, il denaro è debito. Più denaro si stampa, più noi siamo indebitati. Perché? Perché i soldi per pagare gli interessi non esistono, fisicamente non esistono. Non esisteranno mai perché 100 euro mancano, il 5% di interessi non esiste, fisicamente non è stato fatto. Dici, beh, stampiamo altri soldi, benissimo, altri 100 euro, ma sono altri 200 euro più gli interessi. Cioè l'inganno, la truffa dei trattati capestro che ci stanno strozzando, che ci hanno fatto firmare a Maastricht, a Lisbona, e nessuno ci li ha spiegato cosa andavamo a firmare, e noi abbiamo perso la sovranità monetaria. Noi dobbiamo prendere i soldi per poter lavorare da una banca privata, che è la BCE, tra i quali
mi sembra il 14% ce li ha la Banca d'Inghilterra, che non nemmeno fa parte dell'Europa, la Banca d'Inghilterra. Stesso discorso la Banca d'Italia, è una banca privata. Quindi qual è il trucco? Che la mancanza dell'esistenza fisica degli interessi crea la competizione sociale, quindi io per pagare i miei interessi li devo rubare da voi, li devo strappare a voi, così qualcuno fallisce, qualcuno a fine mese non ci arriva e si spara. Perché se non ci sono i soldi per gli interessi, il popolo si deve scannare gli uni con gli altri. Questo si chiama dividi et impera, non è mai cambiato nulla. Quindi quando il signor Draghi o qualcun altro dice ma stiamo decidendo se prestare, ma quelli devono solo attivare la rotativa e stampare carta, una presa per il culo. Che devono decidere? Devono solo attaccare le macchinette. Parlano così per illuderci che dietro chissà quali decisioni, chissà cosa dovranno decidere i potenti di Trump. Niente devono decidere, devono solo stabilire come continuare a portare avanti questa grandissima truffa che ci sfianca, che ci esaurisce, ci fa fare una vita di quella cosa lì che abbiamo detto prima. Quindi noi non ci poniamo domande serie, non siamo persone serie perché accettiamo passivamente, supinamente, come schiavi docili e mansueti, un sistema che ci uccide e ci sta togliendo il futuro. Perché in cambio di qualche oggettino, vedi computer, l'ultimo TV al plasma, l'ultimo modello di qualsiasi cosa, stiamo distruggendo l'unico luogo dove possiamo esistere, chiamato pianeta Terra. Oggi ci sono gravi crisi internazionali, eppure si potrebbero cancellare tutti gli eserciti del mondo domani mattina, ma basterebbe solo il sistema di produzione di beni per distruggere la vita di questo mondo, e lo sta facendo. Lo sta facendo con le centrali nucleari, con le fabbriche che fanno le automobili, con le fabbriche che fanno i frigoriferi, con l'estrazione del petrolio, con l'estrazione del gas, col fracking. L'Italia è super inquinata dall'estrazione del petrolio, non lo sa nessuno. Il nostro governo ha firmato dei trattati delle grandi società petrolifere estere e l'Italia è un paese offshore, non c'è nessuna regola, gli concedono di fare come cavolo vogliono sulla nostra pelle, inquinandoci tutto. Allora se noi aspettiamo dei vari Bruno Vespa o quegli altri cialtroni che parlano per le TV ci dicano la verità, non ce la diranno la verità su niente, e tantomeno ce la diranno sugli extraterrestri, perché vedete, la visita extraterrestre non è un problema di fede o un problema scientifico, è uno scontro tra sistemi. C'è un sistema sociale, scientifico, politico, culturale che viene dall'esterno, questa aviazione che sorvola i cieli di tutto il mondo, è un sistema questo che è quello che vi ho appena descritto, più tutto il resto che non vi ho detto, ma lo lascio immaginare a voi perché lo conoscete bene. Ah no, c'è Renzi. No, siamo salvi, tutto a posto. Non c'è problema, abbiamo risolto. Silvano va a casa perché c'è Renzi. Cioè, per favore, sempre la stessa musica. Quando esaurisce il ciclo del grande ladrone, chiunque esso sia, destra, centro, sinistra, tanto su tutti i ladri, emerge il Deus ex machina, un uomo nuovo, quello che risolverà tutto. Ma scusa, se quello nasce dalla stessa merda dove sono nati tutti gli altri, è possibile che abbia un odore e un colore diverso? Per me non cambia la musica, scusate la parolaccia. Quindi c'è un sistema che viene dall'esterno, una società, perché il disco volante alla fine è un progetto, una macchina, dentro c'è qualcuno, un uomo, c'avrà dei parenti a casa, questo pilota avrà frequentato una scuola di volo. Qualcuno avrà dovuto prendere la decisione, andiamo sul pianeta Terra, noi gli alieni si sono trovati in piazza, andiamo sulla Terra, no, c'è una gerarchia, qualcuno che aveva il potere di dare l'ordine e di mettere in moto una pazzesca macchina produttiva, organizzativa che mandasse sul pianeta del cavolo, con gente del cavolo, questo, milioni di mezzi e migliaia o milioni di piloti a fare che? Perché
questo mastodontico progetto, questo mastodontico sistema organizzativo, produttivo, per arrivare qui e poi comportarsi in maniera così strana. Ci deve essere un motivo molto importante per fare questo, perché sono certo che pochi di voi hanno ragionato in questi termini sugli UFO, cioè che sono l'espressione di una società o di molte società che hanno generato uno sforzo logistico, strutturale, scientifico, industriale, economico, filosofico per decidere di venire qui. L'UFO non è una farfalla che vola di fiore in fiore, è l'espressione di una società. Allo stesso modo, contemporaneamente a questo, solo un motivo molto molto importante poteva scomodare i cieli divini e spingere la Santissima Vergine a Fatima, prima nel 1917, dopo nel 1989, a dare un messaggio e stigmatizzare, cioè provocare nel corpo di una persona viva una atroce sofferenza e un'indica terribile per tutta la vita, perché quel signore che avete visto disteso lì non era Topolino o Paperino, quello è un uomo. È un uomo che da 25 anni non si fa un bagno al mare, non gioca a calcetto, non può correre sulla sabbia, non si può fare una doccia. Quale motivo può spingere l'essere più misericordioso che noi conosciamo, noi ovviamente cattolici, a dare un peso così grave e così forte a una persona? Solo un motivo di grande importanza. Solo un messaggio, una motivazione di interesse globale poteva spingere un essere così sublime e misericordioso come la Santa Vergine e torturare fisicamente giorno dopo giorno una persona viva che ha accettato di vivere questa sofferenza. Io conosco Giorgio da prima delle stimmate e lavoro con lui da prima che lui ricevesse le stimmate, perché ero discepolo o seguace, non so come definirlo, studioso di questa visita, e avevo conosciuto anch'io Eugenio Siragusa. Quindi Giorgio porta le stimmate del 2 settembre 1989, 24 ore su 24, senza nessuna sosta. Per tantissimi anni le ferite si aprivano tutti i santi giorni, adesso è abbastanza provato. Giorgio ha 50 anni e sono 24 anni di stimmate, quindi per un corpo sono passanti le ferite da parte a parte, lesionano i tendini, non è una roba che c'è però non si fa sentire, cioè fisicamente la ferita è reale, i piedi e le mani e il costato sono forati, quindi il dolore c'è tutto, non è che è solo un segno da vedere ma poi tutto a posto, Gesù gli toglie il dolore, no. Quindi solo dei motivi molto importanti possono spingere esseri cosmici a quello sforzo logistico che vi ho detto e gli esseri divini a dare un segno e dei messaggi ben precisi in questo tempo, perché appunto siamo nel tempo del grande cambiamento dell'umanità. Vedete, non è un problema di fede. Qualcuno è venuto a dirci: casa vostra sta bruciando e tra poco vi cade in testa. O vi svegliate e vi date da fare, o perirete sotto le macerie. Non è un problema di fede, non è un problema di credo come ce l'hanno venduto per ingannarci fino ad oggi, perché il problema del credo, così come credere agli UFO, è una paralisi. Il credo non ti fa fare nulla, al massimo ti fa prendere a cazzotti un altro che crede in altra cosa, ma il credo non ti spinge a una ricerca, non ti spinge a una verifica, non ti spinge, è una gabbia. Tu stai lì, io credo in Manitou, tu a chi credi? In Gesù. Gesù è più brutto di Manitou, mo t'ammazzo. Sono secoli che facciamo sto giochino. Tu credi agli UFO? No, io invece ci credo. Ma che vuol dire ci credo o non ci credo? Ragioniamo. Se gli UFO esistono in quanto oggetto che vola, ci saranno le prove. Se non esistono non ci saranno, punto. Sono 60 anni invece che siamo paralizzati con questa storia del credo. Perché? Ci prendono per il culo. Anzi,
funziona così bene che pure loro se ne sono stupiti. Io ho avuto modo di parlare con agenti segreti sia negli Stati Uniti che nella Russia, ci sono rimasti, cioè funziona così bene, perché la molla che scatta in tutto il mondo, io faccio il documentarista, scrivo sceneggiature, monto documentari o per la RAI o per TV estere, da qualsiasi parte vai, fosse anche nei Bantu africani, tutti dicono credi agli UFO, no, io non ci credo, e poi magari il giorno prima ne ha visto uno atterrare davanti, perché il meccanismo che scatta in tutte le persone è sempre quello. Ecco, io l'ho visto l'UFO, però non credo ai miei occhi, poi se dico che ho visto l'UFO, quello pensa che sono un cretino. Allora, per fargli vedere che io non sono cretino ma sono furbo e intelligente, gli dico che non ci credo, dimostrando così di essere un perfetto deficiente, non in grado di controllare e di avere il coraggio manco di ciò che vede sugli occhi. Così ci hanno ridotto in tutto il mondo a credere agli UFO. No, si vuol dire 60 anni con cumuli di prove, tonnellate, vagoni, tir di prove, e la gente è sempre lì come imbecilli ad accettare cose assurde come il debito pubblico, a non fare niente, a votare sempre la solita manica di delinquenti e ladroni, e poi credi agli UFO. Cioè, facciamo ridere, cioè, pensando di essere intelligenti facciamo la figura dei cretini e loro se la ridono tranquillamente. Quindi siamo in una situazione molto grave, perché chi sta guidando l'aereo dove siamo seduti sono delle scimmie, non sanno governare, non sanno pilotare, non nei termini in cui noi pensiamo sia governo o pilotaggio. Loro si fanno gli affari loro, e vi assicuro che voi la testa degli uomini di potere non la conoscete. Nessuno di noi è mai andato a cena con Berlusconi, nessuno di noi è mai andato a cena con Rockefeller, quindi quando ci diciamo tra noi poveracci, ci diciamo ma i ricchi, ma no, ma anche loro finirebbero nella catastrofe. Ma che ne sappiamo noi di come ragiona sta gente? Questi si credono dei padri eterni, si sentono dei in grado di decidere sulla vita di chiunque, e lo fanno. Se un politico che la magistratura ha trovato non le prove, le straprove di essere colpevole, e si permette di andare in televisione a dire che non è vero quando è passato in giudicato sui 3 gradi di giudizio, noi siamo uno dei paesi più garantisti del mondo, vuol dire che noi come popolo non contiamo nulla, siamo ridicoli, perché quello andando in TV ci sta dicendo che noi non contiamo nulla, che il nostro cervello è spento, e vi assicuro che la pensano esattamente così. Io ho avuto in mano i CD dei venditori di spazi pubblicitari di queste reti televisive, e sapete cosa dicono quando si devono presentare agli industriali per vendergli i prodotti, gli spot, gli spazi pubblicitari? C'è scritto: il nostro è un pubblico di qualità, estremamente sensibile ai nostri messaggi. C'è un popolo di imbecilli che si bevono qualsiasi cosa la TV dica, così ci vendono. Quindi noi popolo ci dobbiamo svegliare, perché l'ovile si fa sempre più stretto, perché di cibo per tutti ne rimane sempre meno, e questi, loro tenore di vita, non sono disposti ad abbassarlo, piuttosto ci fanno fuori tutti, e lo stanno facendo creando un debito pubblico che è fatto a tavolino, perché se esiste un problema di carenza di flussi di denaro e solo basta accendere una rotativa, non è un problema tecnico, è un progetto che voi dovete capire che è stato messo in essere, un progetto per ridurre il popolo a una massa informe da debellare, perché siamo troppi nella loro testa. Andate a cercare eugenetica, questa parola, e troverete grandi personaggi del mondo che sponsorizzano questo discorso qui. Quindi siamo in un momento dove la società e il pianeta sono in mano a dei folli, che sono questi super ricchi, sono folli, sono pazzi, sono degli assassini, perché gente che a tavolino sposta enormi fondi facendo crollare i prezzi dei cibi e affamando milioni di contadini nei paesi più poveri. Quelli sono dei folli al cui Hitler al confronto è un povero, come si dice? Orfanello, sì, un professionista o? Quando è uno che non è...
un dilettante Hitler, era pacchiano. Questi sono furbi, sono delle serpi. Infatti nella profezia di Teresa Neumann si dirà che a governare il mondo saranno dei serpenti con la testa d'asino, cioè sono astuti, crudeli ma stupidi, perché le loro scelte porteranno alla distruzione tutta l'umanità. Quindi questi esseri sono qui per cercare di salvare il salvabile. Allora la massa codarda, vigliacca, che se ne sta seduta col sedere a casa, domandando tutto a qualcuno, sperando che arrivi Topo Gigio che gli risolve il problema, non gli interessa, come non interessa a Dio. Dio i tiepidi li vomita dalla bocca, perché noi esistiamo per evolverci. Uno che nasce uno e muore uno, vi ricordate la parabola dei talenti? La vita lo rifiuta. Noi ci dobbiamo evolvere, per evolvere dobbiamo fare esperienza, per fare esperienza dobbiamo avere coscienza, e la coscienza noi la creiamo nella nostra vita solo se ci diamo da fare, se accettiamo di combattere per un valore solidario, cioè che riguardi il benessere di tutta la società, perché non ci può essere in nessuna società vero benessere fino a che ci sono terribili ingiustizie e disquilibri, perché prima o poi il servo assale alla gola il padrone. Quindi questi esseri sono qui per aiutarci, ma aiuteranno, ripeto, come ha detto Giorgio, solo quelli che daranno la faccia e che si metteranno in gioco. Qualche domanda prima che passiamo alle figurine? Cosa succederà agli altri? Agli altri chi? Dovranno ricominciare un ciclo sperimentativo dopo aver sostato per punizione, in modo che abbiano tempo di ragionare su ciò che potevano fare e non hanno fatto per parecchio tempo. È una brutta sofferenza. Chi gli ha fatto la domanda? Tanto l'inferno eterno o il paradiso come ce l'ha descritto la Chiesa è una fandonia, un'altra manipolazione, perché se Dio è onnisciente sarebbe un Dio crudele e cinico che creasse qualcuno per poi condannarlo lui stesso eternamente, perché la libertà è sacra. Noi possiamo scegliere, però ci dobbiamo fare carico responsabile delle nostre scelte. Possiamo scegliere il male, possiamo scegliere il bene, ma non il bene nel sentimentalismo, il bene nel senso di fare azioni concrete nella vita che siano azioni mirate al benessere comune, non al benessere egoistico, perché il benessere egoistico è uno squilibrio che ci si ritorce contro. Quindi possiamo scegliere il male, è una sperimentazione che possiamo fare, il libero arbitrio ce la concede. Noi sperimentiamo il male in tutti i modi possibili e immaginabili. Sono state scoperte chat di genitori pedofili che si scambiano consigli, oltre ai figli, come violentare i propri figli. Quindi, e questo non è nemmeno la parte più aberrante che accade nella nostra società. Ogni anno 80.000 italiani pedofili sciamano sulle spiagge dei paesi poveri a caccia di bambini. 80.000 italiani, dati ufficiali. Quindi dobbiamo aver paura degli allievi. Ecco, siamo molto disinformati, molto pigri, molto comodi e molto concentrati sul nostro piccolo cortile, mentre il mondo intorno va a fuoco e Dio, pompieri, vigili del fuoco per spegnere queste fiamme ce ne sono molto pochi, sì. Io sulla TV ho visto il documentario di Spider Alien. Sì. E hanno fatto vedere che nell'area 51 le persone non possono entrare. Può essere? Sì, nell'area 51 le persone non possono entrare. Io sono arrivato sul limite dove c'è la sbarra. C'era un amico mio che voleva saltare, gli ho detto no, fermati, perché un amico mio, ricercatore ecuadoriano, Jaime Rodriguez, una volta l'ha fatto, tempo 5 minuti sono arrivati i militari, l'hanno buttato fuori dagli Stati Uniti, per 5 anni non c'è più potuto andare. Ma l'area 51 è una favoletta. I militari sono 4 scagnozzi e 4 buffoni in confronto al potere di questi esseri, invece hanno fatto dell'area 51, pare il mistero dei misteri. È un riciclo di cretini che si illudono di contare qualcosa e non contano nulla.
Allora, Posso fare una domanda? chi è? Sì, Anch'io come lei cerco queste cose, sì. condivido pieno sul pensiero. La domanda, qual è il ruolo secondo lei di quell'entità chiamata rettiliano nel collegarsi con queste famose sette sorelle, con le piramidi del terzo occhio, insomma di questi poteri di cui stiamo parlando? Allora, i rettiliani sono le lucertole, gli iguana, i camaleonti. Non esistono i rettiliani. Come ti chiami? Matteo. Allora, in giro per il mondo, allora ti do un dato: i servizi segreti italiani assumono ogni anno migliaia di persone solo per fare disinformazione. Quindi tutto questo ciappame di rettiliani, rettiloidi e altre porcherie di questo genere non esistono. I rettiliani, sai chi sono? Noi. I rettiliani sono gli uomini di potere. Perché? Allora, intanto se tu vai a studiarti come si evolve la cellula uovo dell'essere umano fino a creare il corpo di un bambino, passa tutte le fasi, e una delle fasi che passa è proprio quella del rettile. E il primo cervello che si forma è proprio il cervello di un rettile. Il rettile è freddo, infatti ha il sangue freddo, cioè non ha... Vedi, il cuore umano ha tra le 40.000 e 50.000 cellule nervose. Noi diciamo io, non diciamo io. Quando facciamo così c'è qualcosa che non va. Quindi i rettiliani sono i cinici, freddi, demoniaci uomini del mondo che non hanno empatia col proprio simile e sono in grado di commettere qualsiasi aberrazione. Perché spostare il tiro e l'obiettivo dalla vera causa dei problemi del mondo? Chi ha sganciato le bombe su Hiroshima? Chi ha firmato e pensato i trattati di Maastricht? Quindi tutte quelle fesserie, stupidaggini che dice il signor David Icke, di mutaforma e altre stupidaggini, non esistono. Io giro il mondo nei convegni ufologici, non c'è nessuno straccio di prova. Perché, vedi, anche il concetto di extraterrestre negativo è un concetto per cretini, per gente che non sa ragionare. Non sto parlando di te, Matteo, parlo in generale. Non voglio offendere nessuno, però uso queste parole verso i cretini come una specie di antidoto, sperando che faccia scaturire in quelli che sono vittime di questa grave malattia un impeto d'orgoglio e dire no, devo superare i miei limiti. Allora, noi conosciamo circa 6.000 anni di storia. La prima civiltà che ricordiamo è quella sumerica, va bene? Sono 6.000 anni che le nostre società cadono in continuazione. Non c'è nessuna società da 6.000 anni a questa parte che sia rimasta in piedi. Sono caduti i Sumeri, gli Egiziani, i Greci, i Romani, i fascisti, i comunisti, i nazisti. Cioè cadiamo, quindi c'è qualcosa che fa l'uomo e noi non riusciamo a evolverci. Cioè arriviamo a un apice e poi boom, un crollo pauroso. Ma il crollo è un grosso problema. Perché, ad esempio, quando è crollata quella macro-organizzazione chiamata Impero Romano, che è una delle più grandi organizzazioni strutturate di tipo sociale che noi ricordiamo, che poi è durata 2000 anni, tantissimo, però la caduta dell'impero ha fatto venir meno tutte quelle parti nevralgiche della società che le permettevano l'esistenza, quindi c'è stato un buio di 800 anni fino a che si rimanifestasse una grande organizzazione strutturata, sovranazionale, che siamo noi. Ma in quegli 8 secoli il regresso della società umana è stato spaventoso. Tutta la grande scienza evolutissima del passato ce l'abbiamo persa. Ad esempio, ci hai fatto caso che il nostro cemento armato dopo 40 anni bisogna tirarlo giù e le cose romane stanno lì belle in piedi? Il cemento romano è molto più efficace e solido del nostro. Quindi nessuna società che non si sviluppi su basi etiche riesce a superare un certo limite, perché con la tecnologia e la scienza si producono armi. Quindi se tu non sei una società etica, queste armi le usi. Dov'è lo scemo che può immaginare una società
di assassini che vive paese in pace tra di loro e si uniscono per assaltare fuori, ma non esiste, scusa. Ma i delinquenti che fanno? Si alleano per il bottino e quando ce l'hanno in mano si ammazzano tra di loro per prenderselo tutto. E lo vediamo in tutte le organizzazioni criminali, compresa la mafia siciliana, che è quella che ha fatto da modello a tutti. Totorina ha sterminato tutti per prendere lui il potere. Quindi mi spieghi come fa una società che raggiunge la pazzesca capacità tecnica di avere il volo stellare, quindi di costruire armi di una portata distruttiva paurosa, non ce la fa, cioè ci si autodistrugge prima e noi ne siamo la prova provata. Non ci può essere l'alieno negativo che viaggia nel cosmo, ci può essere l'alieno negativo come noi, che sta nel suo pianeta, che va di catastrofe in catastrofe, di guerra in guerra, ma non ci arriva a viaggiare nel cosmo. Non ce la fa, si autodistrugge prima. Quindi non che tutti gli extraterrestri sono buoni, altra buffonata e fraintendimento. Solo le civiltà etiche viaggiano nel cosmo, anche perché, Matteo, la scienza, vedi, a un certo punto ti affranca dai bisogni, perché con la scienza, ed esiste già sul pianeta, tu puoi creare materia, puoi trasformare il piombo in oro. Con la scienza della fusione fredda tu puoi avere nella cella di fusione, puoi avere materia che prima non c'era. Lo fa tutti i santi giorni la gallina. Tu togli il calcio dalla dieta della gallina, diventa l'uovo molle molle perché gli manca il calcio per fare il guscio. Ma dagli silicio, la gallina ha in sé un laboratorio alchemico che trasforma in silicio il calcio e l'uovo ritorna bello duro. Quindi se lo fa la gallina, la trasmutazione, ci sono riusciti anche gli scienziati, ma viene nascosto. Sai per cosa usano la tecnologia della fusione fredda? Per fare le armi a uranio impoverito, e ce la occultano perché la tecnologia della fusione fredda ci darebbe energia gratuita ed eterna per sempre, senza nessuna scoria. Lo scopritore, in termini diciamo di teoria scientifica, è stato fatto fuori, molto probabilmente, si chiamava Giuliano Preparata. Cercati su internet elettrodinamica quantistica coerente, Giuliano Preparata, Emilio Del Giudice, poi cercate una bellissima indagine del News 24, si chiama Rapporto 41, se la sono portati via i francesi, l'equipe che ha fatto l'esperimento è stata smembrata, gli hanno tolto i finanziamenti, Rubbia è stato testimone dell'esperimento, hanno buttato via la chiave del laboratorio e Rubbia è stato cacciato, fa le centrali a solare termodinamico in Spagna e all'estero. Noi siamo l'eccellenza mondiale nella costruzione e progettazione di centrali a solare termodinamico, di cui mi sembra che non sapete assolutamente nulla, e le esportiamo all'estero, e qui in Italia tutti muti, perché i delinquenti che siedono lì in Parlamento sono ammanicati a doppio filo con le 7 sorelle, sono pagati. Noi abbiamo perso la guerra, altro fatto che ci dimentichiamo. Noi non abbiamo vinto la seconda guerra mondiale, noi siamo sotto legge perché il paese è sconfitto in guerra. I cieli italiani non sono nostri, sono sotto giurisdizione americana, per questo fanno il bello e cattivo tempo con le scie chimiche. Ecco perché Di Pietro in un programma televisivo ha detto non ci possiamo fare nulla o qualcosa del genere. Ma nessuno ci ricorda queste cose importanti. Sono 20 anni che ci parlano dei problemi sessuali e giudiziari di questo signore che è ancora lì, come un granchio, no? Una zecca attaccata a quella poltrona. Ma è giusto, lui fa i suoi interessi perché ha grossi problemi da risolvere con la giustizia. Quindi, scusa, l'ho fatta lunga, Matteo, i rettiliani non esistono, gli alieni negativi sono barzellette, disinformazione, per far casino, per gettare nella testa delle persone un sacco di cazzate e tenerci lontano da questioni importanti. Sì. Volevo chiederti, quella dichiarazione del ministro russo sulle basi aliene, sì, è vera. fatta passare o non sono riusciti a bloccarla? No, non se ne viene a capo, nel senso che non era un fuori onda, quindi già quello che è stato trasmesso ce l'ho adesso, poi mi sto dilungando tanto. Allora, quello che so io, come ti chiami? Fabio, quello che so io, Fabio, quando i potenti sanno benissimo che di questi argomenti non se ne deve parlare. Quando ne parlano sono ricatti, cioè ci sono problemi interni
di cose su cui non riescono a mettersi d'accordo e si ricattano così, perché tutti nel mondo, tutti i potenti sanno che la rivelazione di dati certi sulla visita extraterrestre rappresenta la fine di tutti i poteri, tutti quanti, compreso quello religioso. Quindi dicono: va bene, tu stai vincendo, ma stai attento, io l'asso nella manica, perché se tu vinci io rivelo la presenza extraterrestre e t'ho fregato, allora dobbiamo trovare l'accordo. La sfida era proprio. Quindi non è un fuori onda, è un'intervista, ce l'ho, c'è un cameraman, ci sono fotografi, si sentono gli scatti degli otturatori delle macchine fotografiche e lui risponde a domande della giornalista. È perfettamente cosciente Medvedev che è intervistato, che è ripreso. Quindi tutto quello che i buffoni giornalisti italiani, che sono una classe di prostitute vendute al miglior offerente, non fanno giornalismo, un cumulo di sciocchezze. È stata, tra l'altro, poi dirà il film Men in Black, non è un film, è un documentario russo sugli UFO. Ciò dimostra che Medvedev è uno che della materia se ne interessa in termini seri. Tu te lo vedi il primo ministro russo che c'ha tempo da perdere con le cazzate? Ma guarda, te lo dico io, siccome li ho frequentati certi ambienti, si parla di queste cose solo per decidere come gestire l'informazione per nasconderla al popolo. Loro lo sanno benissimo. C'è un'intervista, una dichiarazione che un colonnello dell'FSB, l'ho fatto vedere altre volte qui da Silvano, che Giorgio gli chiede in Russia, colonnello Vyacheslav Zurkin, gli chiede: ma perché non viene rivelata al mondo? E lui lo dice: perché cambierebbe il sistema di vita delle persone, cioè cambia il sistema. Quindi i padroni del sistema, che sono i banchieri, i petrolieri, le case farmaceutiche, la Monsanto, il Vaticano, eccetera, 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 non vogliono che cambia il sistema, ce l'hanno in mano loro, sono loro che lucrano. Chi è che lavora? Voi, mica lavorano loro. Cioè, noi lavoriamo e c'è un gruppo piccolo di parassiti che ci succhia l'anima, perché loro non lavorano. Dice Berlusconi, poi non è che ce l'ho con lui perché sono tutti uguali, dice: ma io ho dato tanto lavoro. Non è vero che tu dai lavoro, tu ti arricchisci con lavoro altrui, è diversa la storia. Non è che dà lavoro, il lavoro è un diritto, anzi è un diritto, visto che siamo messi al mondo nudi e tutti allo stesso modo, siamo tutti uguali. Perché uno deve avere il diritto di usare più acqua, aria, ferro o plastica di un altro, che addirittura cibo muore? L'Italia butta via tanto cibo che potrebbe sfamare e risolvere la fame nel mondo, ristoranti, eccetera, eccetera. Quindi c'è tanta gente che muore perché non ha cibo e c'è tanta gente che muore per eccesso di cibo. Tutte le malattie le induce la superalimentazione o l'alimentazione di cibi spazzatura. Quindi noi come società e come esseri non siamo molto combinati bene di cervello. Quindi questi esseri sono qui non perché noi dobbiamo credere che loro esistono, questi esseri sono qui per dirci: oh, svegliatevi, va tutto in rovina, datevi da fare, quelli che vi promettono pane e lavoro non ve lo daranno. Come può Renzi promettere la soluzione dei problemi che il suo partito da 20 anni inciucciato con Berlusconi ha creato? E lo dice chiaramente quell'egregio signore lì quando gli dice, com'è che si chiama? Quello Violante. Noi ti abbiamo fatto accordi, ti abbiamo protetto le TV, lo dicono, e noi niente, lì passivi. Tanto c'è il calcio o la farfallina di Belen. Ora, è giusto scandalizzarsi per la casta e i privilegi che ha, ma noi tutte le domeniche 22 imbecilli tirano calci a una palla, ignoranti come le capre, per la maggior parte, senza offesa, ma sono ignoranti come le capre, strapagati a milioni, ma è giusto. E poi magari un povero Cristo 8 ore, 10 ore al giorno in fabbrica a sputare sangue per 800.000 euro al mese. Salvo poi lo stesso operaio a 1.000 euro va a menarsi con un altro povero Cristo come lui perché è tifoso ultras. Ma siamo imbecilli, ma abbiate pazienza. A me piace il calcio, ma questo è ridicolo. Allora, il contatto
però non è annunciato solo dalle profezie di Giorgio Bongiovanni. Nostradamus: gli dei agli umani faranno apparizione, ai ciechi autori del grande conflitto che faranno primavera, cielo visto sereno, spade e lancia, che verso la principale mano sinistra vi sarà la più grande afflizione. Criptico Nostradamus, ma è sufficientemente chiara che gli dei, cioè questi esseri evolutissimi che vengono dal cosmo, appariranno all'uomo, cioè al popolo, in un momento di gravissima crisi mondiale, ai ciechi autori del grande conflitto. Verso la principale mano sinistra vi sarà la più grande afflizione. Qui si interpreta verso, diciamo, la parte sinistra del pianeta che soffrirà. Quindi implicitamente dice che l'Oriente attaccherà l'Occidente, perché l'Oriente sta alla mano destra, l'Est, Nord, Est, Ovest, Sud. Quindi già Nostradamus ne parla, ma ne parla anche una persona assolutamente al di sopra di ogni sospetto, Papa Giovanni XXIII, che in realtà faceva parte di una grande organizzazione iniziatica. Nel 1935, quando era nunzio apostolico in Turchia, a Istanbul, in una particolare cerimonia lui ebbe una specie di trance estatica e dettò varie profezie che Pier Carpi, scrittore e regista massone, raccoglie in questo libro, e c'è una profezia che parla dell'arrivo degli extraterrestri. Sempre più numerosi segni, le luci nel cielo saranno rosse, azzurre, verdi, veloci, cresceranno. Qualcuno viene da lontano, vuole incontrare gli uomini della terra. Incontri ci sono già stati, ma chi ha visto veramente ha taciuto. Allora questa profezia viene scritta nel 1935 e parla già al passato, quindi questo vuol dire che nel 1935 già i governi sapevano e tacevano. E c'è un documento che ha pubblicato l'FBI nel 2011, quando, senza che nessuno glielo chiedesse e nessuno ha capito perché, di botto l'FBI americana, sto parlando proprio di quella, apre una camera di lettura elettronica che si chiama The Vault, la cripta, nome già evocativo. Pubblica migliaia di documenti desecretati, tra i quali oltre 200 documenti sugli UFO. E udite udite, c'è un documento datato 8 luglio 1947, cioè lo stesso giorno che il Daily Roswell Record esce con la notizia, cioè il dispaccio della base militare di Roswell, che annuncia che avevano catturato, cioè ritrovato un disco nella regione di Roswell. Lo stesso giorno in cui praticamente, a contare indietro, ne sono passati circa 15 dal 24 giugno 1947, che è il giorno in cui Kenneth Arnold ebbe quell'avvistamento sul Monte Rainier nello stato di Washington, che sancisce l'inizio della ufologia moderna. Quindi, 24 giugno, 8 luglio, 15 giorni. Ovviamente, per quanto la notizia di Kenneth Arnold ha fatto il giro del mondo, ma quella di Roswell l'hanno letta solo quelli di Roswell, nessuno l'ha saputo a livello mondiale. Roswell diventerà famosa solo in epoca moderna. Quindi non c'è una sola rivista UFO, non c'è un solo film sugli UFO, non c'è un solo ricercatore UFO, non c'è un solo libro sugli UFO, niente. L'ufologia di fatto ancora non esiste. Eppure in questo documento dell'8 luglio 1947, pubblicato nel 2011 dall'FBI, c'è già tutto quello che serve sapere sulla visita extraterrestre. Vengono in pace, la loro missione è il riequilibrio del nostro piano esistenziale. È meglio non attaccarli perché non c'è nessuna speranza con la loro tecnologia. Sono umani di statura più alta rispetto alla nostra mediamente, quindi non grigi, non rettiloidi, non insettoidi o altre stupidaggini di questo genere, così come vengono portate. Sono umani. Infatti questo discorso dei grigi eccetera nascerà solo alla fine degli anni 70. Se noi andiamo a fare una ricerca storica su tutti i casi di contatto, è contattismo stabile, è contatto occasionale, sono sempre ed esclusivamente umani, esseri umani. Ci sono anche le foto, poche ma ci sono, di incontri. Quindi è solo da pochi decenni che c'è tutto questo discorso di questa pletora di fantasmagorici
alieni, no, che sono presentati in queste forme esotiche. Non con questo non voglio dire che non sia reale, ma non è reale così come ci viene presentato. Quindi, se l'8 luglio del 47 già i militari sapevano tutto, intanto sono 60 anni che ci prendono per i fondelli, e poi viene nel 2011 clamorosamente confermato il reale valore di questa profezia che Papa Giovanni fece quando ancora non era arrivato al soglio pontificio. Altra profezia, grande popolo, i Maya, codice Dresda, custodito nella città di Dresda, sono circa 72 pagine se non erro, sono abbastanza grandi, e il codice delle eclissi. E in uno dei fogli c'è questo disegno qui, che è ingrandito, vediamo qui, è la morte seduta su un trono di ossa, una morte che ammonisce, dito indice sollevato, e dice la profezia: guai a voi della terra, verrà la fine dei cavalieri giaguaro e l'inizio di una nuova era che sorgerà sulle ceneri della precedente, e sarà il tempo dell'incontro con i signori delle stelle. Allora, la profezia ci conferma quindi in altri termini quello che dice Nostradamus: guai per quelli della terra. La fine dei cavalieri giaguaro, in terminologia maya, indica i distruttori, i cavalieri della morte, quindi tutti coloro che distruggono la vita a livello, diciamo, di pianeta e anche a livello sociale. L'inizio di una nuova era, quindi un grande cambiamento sulle ceneri della precedente, quindi sarà un'epoca di distruzione, così come dice Nostradamus, e sarà il tempo dell'incontro con i signori delle stelle. I signori delle stelle, in termini moderni, tecnicamente vuol dire coloro che governano il volo interstellare, quindi persone molto potenti, e danno una data, l'11 luglio del 91, in concomitanza con un grande segno astronomico che è appunto un'eclissi, essendo la tavola del codice Dresda la tavola dell'eclisse. I signori delle stelle daranno un segno pubblico e palese per indicare al mondo che inizia l'ultima fase del contatto che porterà, l'ultima fase del processo che porterà al contatto massivo con tutta l'umanità terrestre e loro. Ora, siccome l'11 luglio del 91 è passato già da un pezzo, tutto è accaduto così come i Maya l'hanno previsto. C'è stata l'eclisse con uno scarto di pochissimi minuti rispetto alla profezia Maya, ma io credo che non sia un errore dei Maya, per quanto irrisibile, considerato che è un calcolo fatto da un popolo antico secoli fa, ma noi con le oltre 2000 esplosioni nucleari militari, 2053 esplosioni nucleari dagli anni 40 al 98, abbiamo sfasciato completamente le fasce di Van Allen, che è il campo magnetico che tiene in equilibrio il pianeta, quindi il pianeta è estremamente squilibrato da questa follia umana, e quindi non solo, e quindi c'è uno scarto temporale secondo me dovuto a questo, perché il pianeta è squilibrato dalle esplosioni nucleari, per questo ci sono terremoti eccetera eccetera. E un disco volante si mostra prima, durante e dopo l'eclisse. Molte persone, ovviamente Città del Messico sono 25 milioni di persone, molte persone sono fuori a vedere l'eclisse, esistono già le telecamere domestiche, quindi l'oggetto viene filmato da parecchie persone. La TV viene chiamata, fa un appello: mandateci in redazione i filmati, ne arrivano oltre 100, la TV ne sceglie 17, tra i quali questo è uno dei migliori. Ne vediamo un brevissimo pezzo. Oggetto chiaramente metallico, riflette, scusate, la luce solare, la parte sottostante in ombra, vedete, fermo in cielo, sembra ruotare su se stesso, ma in realtà è il campo energetico vorticoso che gli ruota intorno che fa questo effetto. Altri filmati, vedete, tutta una serie di fotogrammi che dimostrano che l'oggetto era visibile prima, durante e dopo l'eclisse, e nella fase di oscurità
generava luce e quindi rimaneva visibile. Quindi clamorosamente la profezia Maya si realizza. Domanda: ma come cavolo facevano i Maya secoli prima? Non solo a sapere dell'eclisse, erano bravissimi matematici e astronomi, ma come sapevano i Maya che l'11 luglio gli extraterrestri, cioè i signori delle stelle, avrebbero fatto sta roba qui? Sta domanda è rimasta sospesa nell'ura per tanto tempo. L'anno scorso sono stato un mese in Messico e mi trovavo nella redazione televisiva del mio amico Maussan. A un certo punto mi chiama Fernando Correa, che è astronomo, è uno dei collaboratori di Maussan, dice: vieni che ti voglio far vedere una cosa. Ho fatto un salto, appena l'ho vista, dice: ma che è sta roba? È assurda. E dice: no, dice, mi dammi subito il telefono, li chiamo perché devo incontrare queste persone. E guardate un po' cosa ci hanno fatto vedere. Dei campesinos. Sono reperti archeologici di una parte sconosciuta completamente della civiltà Maya, dove ci sono dischi volanti, esseri apparentemente Maya in tutte spaziali, con pianeti, specie di stazioni spaziali, ma ce l'hanno fatti vedere a centinaia. Guardate qui, disco volante, è nella posizione del Chakmol, che è quella statua sacrificale che si trova nella città di Chichen Itza. Allora il Chakmol, ci hanno spiegato, in realtà era una posizione di pilotaggio che poi è stata, diciamo così, decaduta per il barbarimento, ma in realtà i Maya erano istruiti da questi esseri. Vedete, comete, pianeti. Ma lì è molto allegorica, qui è chiaro. Qui è chiaro. Allora, sembra, c'è stato detto, guardate, molti classici, vedete, tutte le astronauti, sempre questi esseri escono dei dischi volanti, addirittura questo porta un bimbo, c'è uno scambio, quindi questi esseri hanno anche portato genetica. Facci caso, guarda qui, questo essere ha le ali, quindi l'ala è il simbolo del volo, non esistono mostri alati. Infatti angelo non vuol dire uomo con le ali, angelo vuol dire messaggero. Quindi questa scoperta in realtà sembra che il governo messicano lo occulti da almeno 80 anni. C'è le prove provate archeologiche che l'antica civiltà Maya aveva contatti stabili e maestri che provenivano dalle stelle. Ma questo è solo... Anche gli occhi sembrano quelli dei grigi? Sì, questi sono gli occhi degli Elohim, non sono i grigi. Infatti hanno la bocca, eccetera, eccetera. Questi sono gli dei, quelli che poi si sono incontrati con Abramo, sempre quella gente lì, gli Elohim. Già alla base ci sono le menzogne, e Dio creò l'uomo a immagine e somiglianza, no? Se avete ascoltato anche Mauro Biglino, gli dei fecero l'uomo a loro immagine e somiglianza, perché Elohim è un plurale, El è singolare, Elohim è plurale, quindi gli dei hanno fatto l'uomo a immagine e somiglianza loro. Vedete che portano la genetica? Quindi noi siamo schiavi di un sistema governato da menti raffinatissime che ci prendono per i fondelli e ci tosano. Allora ci dobbiamo svegliare, se no finisce molto male. Allora, da allora in avanti il contatto sta arrivando a livelli... Tutti avete visto i filmati di Antonio Urzi, siccome ci siamo dilungati un po' e vorrei chiudere, ma siamo molto avanti. Vedete, questo è il caso di Yacine Alman, che ho studiato in Turchia, sono stato con Maussan, c'era anche Antonio Urzi. Per 10 anni ha filmato degli UFO a forma di delta. Gli scienziati turchi hanno attaccato il caso perché grazie a Aktan Erdogan, che è il più importante ufologo russo, il caso è diventato famoso e gli scienziati lo hanno attaccato. È un buffone, uno che lo fa per soldi e uno che lo fa per pubblicità, ma il povero Yacine ti somiglia un po', Silvano? Sono un buffone allora. Sono un buffone. No, aspetta, gli scienziati gli hanno detto così. Allora Aktan gli ha detto: va bene, dice, ma se io vi do le cassette originali che Yacine gli aveva dato a Aktan, poi le ha date anche a me le copie originali,
non mi ha chiesto manco mezza lira, mezzo euro, gli Alcine, una persona bravissima, simpaticissima come te, anche nel carattere ti somiglia. Bene, gli scienziati turchi sono stati tanto di cappello perché hanno analizzato e hanno detto effettivamente questo materiale non ha assolutamente nessun tipo di manipolazione, non sono modellini, sono oggetti di grosse dimensioni, non sappiamo cosa sono, cioè non è che dice che noi gli possiamo dire se sono extraterrestri o che ne so, però Yalcin non è un truffatore, è una persona onesta e quelle cose che filma sono reali e si trovano in cielo e si vedono le cabine di pilotaggio con le teste dei piloti. Ve ne faccio vedere altri, guardate, vedete? Fino ad arrivare a lavorazioni chiarissime come queste, guardate qui. Quindi se loro, in realtà questi non sono gli extraterrestri, questi sono dei cloni, i classici grigi, Matteo. I grigi li fanno direttamente gli esseri di luce, perché solo gli esseri di luce possono creare forma e sostanza e quindi vita. E li usano perché gli extraterrestri sanno benissimo che noi prima spariamo e poi chiediamo cosa vuoi. Allora, per evitare grossi problemi, soprattutto noi, mandano sti robottini, che sono esseri biologici, ma sono dei robot, intelligentissimi, molto più dell'uomo. E ecco, loro non sono empatici, loro sono, come robot, sono esecutori a puntino dell'ordine che gli viene dato. Quindi se gli esseri di luce dicono sul pianeta Terra si è sviluppato un virus mortale che sta uccidendo il pianeta, e i pochi enzimi buoni rimasti si chiamano uomini, spazzateli via dalla faccia dell'universo prima che sia troppo tardi, loro scendono e lo fanno, ma con tutto del piacere, lo fanno. Quindi è solo questione di punto di vista, perché se Bush o Rockefeller mi dice esistono gli alieni negativi, dal suo punto di vista ha detto la verità, perché per i potenti questi esseri sono l'anelisi più terribile che gli disturba i sogni durante la notte, perché sono giusti, e se devono fare piazza pulita dei corrotti, dei restofanti, dei delinquenti, dei depravati, dei trafficanti di organi, di droga, venditori di armi, questi li spazzano via, perché non ci dobbiamo dimenticare di Sodoma e Gomorra, non ci dobbiamo dimenticare degli egiziani affogati nel Mar Rosso da Dio. Quindi quando Dio si incazza e gli girano quelle cose lì, sono problemi per chi si arroga il diritto di usare la vita degli altri come se fosse carta igienica. Quindi chi lavora nel bene, chi opera nel bene, deve stare tranquillo, al massimo ti possono togliere il corpo. Ma Cristo ha detto, non vi dovete preoccupare di chi vi può togliere il corpo, preoccupatevi di chi vi può toccare nello spirito, e questo lo può fare solo Dio. Quindi noi dobbiamo stare attenti, perché al di là del credo, al di là delle opinioni personali, le cose stanno accadendo, e che noi ci crediamo, non ci crediamo, ci diamo da fare, non ci diamo da fare, il processo arriverà al suo termine. E il suo termine qual è? Il repulisti completo di questo pianeta. Quindi tutta la parte marcia dell'umanità, tutta quanta verrà spazzata via completamente. È una legge, hai fatto quella scelta, te ne devi assumere le conseguenze. Per questo Giorgio dice e incita, dobbiamo darci da fare, dobbiamo impegnarci, perché se no potremo essere scartati da questo processo di selezione che sta terminando. Ora, questo non perché io debba generare terrore, ma siccome ho le prove provate che sta accadendo, e sono 25 anni che me le sono andate a cercare in tutto il mondo, parlando con scienziati, militari, politici, cosmonauti, testimoni, contattisti, analisti, tutti li ho conosciuti e li conosco. Quindi sta accadendo. Gli son detto, ho le prove che questo è un tempo eccezionale e richiede dalle nostre vite scelte eccezionali. Non possiamo concepire la vita in questo momento storico dell'umanità come se fosse tutto come prima, non è più come prima. Quindi persone come Marina,
che ha messo sul tavolo da gioco tutto, rischiando quello che ha rischiato, subendo le offese che ha subito, sopportando le angherie che ha sopportato, merito a lei, ma lei ha l'esercito cosmico dietro, quindi deve stare tranquilla. E il resto dell'umanità, quella che schernisce, quella che se ne frega, quella che cinica, dice ma tanto a me che me ne frega, si campa una volta sola. Benissimo, stiamo a vedere, quindi il sano timore di Dio fa bene, perché vedete in tutti i messaggi delle maggiori apparizioni della Madonna, in tutte le profezie del mondo, compresa quella di Cristo che è terribile, si parla di questo grande momento di purificazione dell'umanità e si parla che verrà separato il grano dalla gramigna, solo col grano si rifarà il regno. Non ci possono essere nel nuovo regno di nuovo il PD, il PC, il PDL, Forza Italia, Forza questo, Forza quello, i pedofili, i trafficanti, gli ignavi, i corrotti. Ci deve essere gente con le palle, ma che ce li abbia nel bene, non nel male. Gente che pur di difendere la propria dignità e la propria libertà di pensiero è disposta a mettere la vita sul tavolo. Per gli altri semplicemente non c'è spazio. E Cristo non ti chiede l'1%, il 2%, ti chiede tutto. Quando gli si avvicina il ricco e Pulone, ma buon maestro, cosa devo fare? Vendi tutto ai poveri e seguimi. Sì, buonanotte, se ne sei andato via. Ma questo non vuol dire che noi dobbiamo fare una sciocchezza, nel senso, c'è un povero, ecco, ho trovato un povero, ho risolto il mio problema, gli do tutto, non ho risolto niente, perché quello diventa ricco, diventa povero, che fa? Poi me lo ridà? No. Il concetto profondo dell'insegnamento è che tutta la nostra vita deve essere impostata, corpo, anima, spirito e beni, in un progetto per costruire una società migliore. Quindi io posso avere casa, famiglia, soldi, eccetera, ma devo investirlo in un progetto con altre persone che la pensano come me, per migliorare il mondo. Non ci può essere felicità in un mondo di sofferenza. Dov'è? Come facciamo a essere felici quando muoiono i bambini, la gente è buttata per strada, si spara perché non c'è più il lavoro? Ma è più importante la vita o il lavoro? Non lo so. È una bestemmia uccidersi. Cioè vuol dire che tu non credi nella misericordia di Dio. Va bene, hai perso il lavoro, lotta, datti da fare, trova le cause, ammazzare qualcuno al limite, piuttosto che spararti tu. La ritiro perché non bisogna ammazzare nessuno. Ammazza le cause, in questo senso lo volevo dire. Dobbiamo uccidere le cause, ci dobbiamo dedicare. Dobbiamo farlo, se vogliamo, è una libera scelta. Il processo sta andando molto avanti, ci sono stati blocchi di aeroporti, è successo nel 2010 in Cina, ne hanno parlato tutte le televisioni, compreso il TG1. Guardate le foto della nave che ha sorvolato Mutsu, guardate che roba, guardate qui che sorvolo. L'anno dopo di nuovo, nel 2011, stavolta altra città, Chongqing. L'anno scorso aeroporto di Città del Messico, 17 giugno, articoli, UFO, chiuso l'aeroporto in Messico, quindi ci sono, più la manifestazione di questi esseri si fa palese e pubblica, più il nostro libero arbitrio si sta restringendo, perché vedete ci sono tante persone, non vedo l'ora che arrivino gli alieni, ma bisogna stare attenti, perché il giorno che gli alieni atterrano vuol dire che non c'è più nessuna possibilità. Se hai fatto qualcosa, quel giorno raccogli, ma se non hai fatto niente sarà troppo tardi. Quindi è bello che arrivano gli extraterrestri, io non vedo l'ora, ma dobbiamo stare attenti, perché l'arrivo degli extraterrestri vuol dire che Dio ha deciso che l'uomo del pianeta Terra basta, non gli dà nessuna opportunità di salvezza. Chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto, scordiamoci il passato, no? Non mi diceva. Queste sono le foto delle sfere che hanno bloccato l'aeroporto di Città del Messico, sorvoli di grandi capitali, Lima 2007, non lancio i filmati, voglio chiudere, New York 13 ottobre 2010, la più grande, anzi diciamo la più famosa città del mondo, questo vale la pena vederlo, vedete la gente è ferma per strada a guardare le evoluzioni delle sfere di luce in cielo, riprese fatte dalle telecamere della WCBS, quindi non contattisti o la povera Marina Tonini che poi viene sbeffeggiata,
le telecamere delle televisioni, quindi il processo di contatto che i media ci nascondono mentre si continua a parlare del nano va sempre avanti, va sempre avanti. Santiago del Cile, l'anno scorso, no, sì, 11 maggio 2012, quest'anno, altra città, Pereira, in Colombia, sempre le stesse scene, le sfere in cielo, guardate quante, e la gente ferma per strada a osservare lo spettacolo. Queste sono le prove generali del grande contatto, quindi dall'11 luglio 91 sono passate, quanto è passato? 11 luglio 91, 2011, sono 22 anni, il processo sta arrivando alla fase conclusiva, quindi non manca tanto, sono sorvoli diurni. Non è scandaloso che non se ne parli? Quindi il processo e le cose vanno avanti e accadono, stanno accadendo sul più grave e devastante scenario della storia dell'umanità. A noi ci fanno due balle così solo con il default economico, ma questo è quello di cui ci dovremmo preoccupare meno, perché è un inganno, l'hanno creato apposta. Il debito pubblico è una balla, è illegale, come è illegale la BCE. I veri default sono questi: il default nucleare, il default delle guerre, l'inquinamento, la crisi idrica, la povertà, le guerre e l'oppressione di popoli come i palestinesi, la fame, lo squilibrio climatico. Questi sono i gravissimi default su cui l'uomo non riesce più a mettere mano. E questa visita di questi esseri, questo segno di quest'uomo che cammina da 22 anni, 24 con le stimmate, sta accadendo in questa fase dell'umanità, una fase che da 6.000 anni a questa parte non si era mai verificata con questa intensità e con questa contemporaneità. Quindi il messaggio che ci viene dal cielo non è un messaggio state tranquilli, vi veniamo noi a salvare, no? È un messaggio, noi siamo qui e aiuteremo tutti coloro che avranno il coraggio di schierarsi, dare la faccia e mettere tutta la propria vita a disposizione del bene comune. Tutti gli altri si scordino che fare salotto spirituale, credere agli UFO, frequentare il guru di turno, quello più famoso del momento, fare meditazioni di vario genere, tipo non serve a niente se noi non mettiamo tutto questo in campo per migliorare il mondo e cercare di salvare quel poco che è rimasto. Grazie. Se c'è qualche domanda, Marina, siamo qui. Se c'è qualche domanda, se avete delle domande da fare, io scendo, c'è chi scende e c'è chi sale. C'è qualcuno che ha qualche domanda da fare per Giorgio, alla Marina? Ci sono? Ah, poi chi volesse del materiale c'è un panchetto con tutti i documentari che ho fatto per la RAI, quindi se vi volete vedere tanti UFO e tante belle investigazioni li trovate lì, in super offerta speciale oggi perché Silvano mi è simpatico. Cosa pensa della tecnologia che esce tanto per... Forse è una delle ultime offerte a questo momento. C'è qualcosa che non quadra. Come? C'è qualcosa che non quadra. Poi c'è anche varie tecnologie come il Rossi Focardi che non se ne parla, pure italiano. Cioè la fusione fredda del Rossi Focardi è da anni e anni. Ma io te l'ho appena detto il problema, cioè quando uno... Sì. Adesso quello che dici su Cash, allora io ti posso dire una cosa, sono non dico vicino a lui ma molto molto vicino, quindi so tantissime cose Allora il problema, primo, l'uomo è sempre l'uomo. Secondo, mettiti nei panni di uno che ha in mano un qualcosa per cui un mare di gente è sparita nel nulla, colata, buttata dentro colate di cemento, eccetera, eccetera. Ora come ora sta rilasciando video, soprattutto lui stesso, sta facendo degli esperimenti, che sono video solo in un suo canale, che non possono dire niente. Cioè non ha né strumenti di ingresso, di uscita, cioè dice questo fa questo, è tutto, cioè per essere un discorso serio e tecnologico deve provare che quello fornisce più energia che si dà di quella di ingresso. No.
in realtà non fornisce niente, infatti si perde su quelle baggianate e lui di reale non porta mai niente. Allora, cerco di farlo capire di nuovo. Noi abbiamo una scienza che si chiama neurobiologia, lo prendo da un'altra parte. Il cervello è un organo che si forma come rete neurale, quindi percorsi di pensiero, secondo gli stimoli che riceve. Noi nasciamo schiavi in un sistema di schiavitù, da genitori non emancipati, che generano figli non emancipati, da genitori schiavi non emancipati, che generano figli schiavi non emancipati e si perpetua la schiavitù. A causa della... segui il ragionamento così vi capisci. Questo fatto, certi stimoli che ci vengono dati hanno una logica ben precisa, perché lo schiavo non sa mai porsi la domanda nel modo giusto, in modo che non ottenendo mai la risposta esatta non riesca mai a liberarsi e non trova il bandolo della matassa. Quindi il tuo ragionamento è viziato alla base, perché noi pretendiamo che qualcuno ci dia la soluzione del problema energetico, ma non ci la darà nessuno questo, perché non ci sono le basi sociali che permettono a uno scienziato come Keshe o come qualsiasi altro di poter rinunciare al mondo alla sua scoperta, perché c'è il sistema di schiavitù che il popolo che non reagisce e non cambia non glielo permette. Quindi noi non ce l'avremo mai questo. No, sei ingenuo se parli così, amico mio. No, è possibilissimo. Quello è già un miracolo che ancora cammina. Per forza cammina, perché forse non c'è niente che cammina. No, non ti sbagli di grosso. No, queste sono, c'è da dimostrare. No, guarda, Keshe non deve dimostrare a nessuno. Io ti sto dicendo che il popolo... Non so se hai mai sentito. Certo che ho sentito parlare di Perendel. Quello l'ho provato, cioè quelli non funzionano, sono tutte bazzarate e le ho provate. Ma se Enrico Mattei è stato fatto saltare in aria dalla mafia italiana, allora lo ripeto, come ti chiami? Walter. La società di schiavi che alimenta questo sistema, consumando, andando a votare, accettando un sistema di potere così, non crea le basi affinché una persona come Keshe possa parlare liberamente. Quindi non ci sarà lo scienziato che ci risolve il problema, perché quello viene fatto fuori. Cioè la società è strutturata in modo tale da non permettere l'attecchimento di nessun miglioramento, perché il nostro problema, Walter, e qui non lo vogliamo accettare perché non è comodo, il nostro problema non è di Keshe, è un problema nostro, personale, che siamo egoisti, ci facciamo gli affari nostri e siamo pelosi, cinici e cattivi con chiunque non corrisponda ai nostri piccoli parametri. Noi dobbiamo cambiare noi, solo dopo che siamo cambiati noi potremo chiedere a qualcuno di dare la vita per l'umanità, perché sinora quelli che l'hanno fatto sono tutti finiti male. John Kennedy, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Giuliano Preparata, quanti ne devo elencare? La società deve cambiare, è inutile, Dio l'ha capito, è inutile che non manda i martiri a dare l'esempio quando poi il popolo se ne fotte. Una domanda anche qua, un attimo. E questo è un discorso difficile da capire. Dobbiamo cambiare noi, non dobbiamo pretendere da altri e essere arroganti pretendendo che gli altri diano la vita per noi. Ma chi siamo noi? Io dico che certe cose si possono... Tu sei liberissimo di pensarla come vuoi. Io però ti devo dire la dice che mia. non esiste niente energia negativa. Invece dico che... Chi lo dice? Nel senso di... Non esistono, no, ma ce n'è a bizzeffe, ma il sistema assassino che ci schiaccia non permette... Su internet fai Tesla, Ma Tesla, per dirne una, il professor May che ha rifatto tutte le età, andatevi a cercare il professor May. Però dai, scusa. Guarda, Walter, va bene, ho capito, ok. No, ma ognuno ha il diritto di rimandare Tu devi pensarla, ma io non condivido assolutamente questo ragionamento, né tantomeno l'atteggiamento che avete verso queste persone che rischiano il severo. Lui se ne è dovuto scappare da dove stava perché rischiava di essere ammazzato, quindi stiamo attenti quando critichiamo la vita altrui e guardiamo la nostra, che è molto più difficile. Una domanda qui? Smettiamo di riempire gli stadi e di guardare i programmi di politica e le farfalline della cretina di turno e cambiamo noi e prendiamoci il coraggio
della nostra vita è di cambiare le scelte, se no non cambierà niente, Walter, niente. Ciao. Ciao. Mi chiamo Franco. Ciao Franco. Sono tanti anni che vi seguo. Dopo anni che ti vedo, Franco. Dopo aver visto queste brutture, queste orribili immagini. Scusate, è il mio modo di essere, Walter, non è che ce l'ho con te. Allora, dopo aver visto queste dopo le picchiate, però adesso posso parlare? Prego. Allora, dopo aver visto queste orrende immagini, sì. Mi chiedo... Come orrende? Immagini, sì, queste orrende immagini, sì. Mi chiedo la colpa di chi è, e io dico, come ha detto anche Pier Giorgio, la colpa è nostra. Solo nostra. Ecco, e in più mi chiedo come mai l'umanità, dopo aver assistito e sta assistendo continuamente a questi orrori, visto anche la possibilità di parlarsi tecnologicamente con i cellulari, con internet, non si ribelli o non si unisca a fare un'unione di un popolo per cambiare la società. Quindi la soluzione è o l'umanità va bene così, no, oppure sta accettando suppletamente la propria fine. Certo. Ma ripeto, la colpa è solo nostra, che non ci muoviamo, non creiamo un movimento per ribellarci a questa situazione, e questo a livello italiano. Abbiamo questa signora, Franco, che ha parlato con grandissima umiltà e anche con un grande senso del pudore, ha messo in piazza i suoi panni sporchi, cosa che noi invece non facciamo, dicendo: a me alla fine chi me l'ha fatto fare, visto che alla gente non gliene frega niente, al massimo mi chiedono quanti erano alti, che mangiano o quel colore di mutande usano. Ecco, il messaggio che Marina ha dato è un messaggio: dobbiamo amare, dobbiamo sviluppare, eccetera eccetera. Quindi 2000 anni fa è venuto un signore che faceva delle cose straordinarie. C'era un morto, alzati, e quello si rialzava; c'era un paralitico, cammina, e quello camminava; c'era un cieco, gli metteva un po' di fango saliti, va, e quello vedeva. Era adorato dal popolo Cristo, talmente era adorato e talmente era tenuto dal potere, perché la parte più importante di Gesù non erano i miracoli, era la sua feroce accusa al potere. Quindi intanto ci hanno venuto un Gesù di misericordia che sta, perché lui diceva: alzati, la tua fede ti ha salvato, ma non peccare più o ti accadrà di peggio. Diceva così Cristo: non peccare più o ti accadrà di peggio. Intanto ha enunciato la legge del karma, cioè che è il peccato che crea la malattia, e poi ha detto al mondo che il mondo doveva avere il coraggio della verità e della libertà, cioè fare quello che ha fatto lui: io sono la via, la verità e la vita. Quindi l'umanità doveva prendere quell'esempio, cioè avere il coraggio, il popolo, di alzarsi e ergersi, perché noi abbiamo il potere, non loro. Se noi ci alziamo e non facciamo più niente, loro sono finiti. Se le pecore scappano dall'udile, che fa Bush? Se il generale ordina all'attacco e tutti gli fanno l'ombrello, la guerra non si fa. Chi è che va in guerra? I figli dei poveracci come noi, i soliti coglioni, scusate la parola. E loro stanno lì tutti tronfi con medaglie, no? Diventano pure gobbi per quante ce n'hanno, ma mandano i figli degli altri alla mazzetta, loro lì sempre sui podi più alti. Quindi Cristo ha dato un esempio al popolo. Non è vero che non c'è nessuno che questo messaggio l'ha colto, ci sono persone che l'hanno colto e hanno seguito questo esempio. Ne ho citato alcuni: John Kennedy, Martin Luther King, il Mahatma Gandhi, Alex Zanotelli, Don Luigi Ciotti, Gino Strada. C'è gente che ci dà esempi, che sono persone di alto livello sociale. Gandhi era un avvocato, John Kennedy il presidente della più potente nazione del mondo, che hanno dato l'esempio. Quindi c'è una piccola parte dell'umanità che si salverà perché ha capito cosa voleva dire quell'insegnamento, o forse ce l'aveva semplicemente nel cuore e l'ha messo in pratica. Tutto il resto non serve a nulla, cioè verrà spazzato via. E tutte le religioni del mondo e tutte le profezie del mondo parlano chiaro. L'anno scorso Ahmadinejad, l'ex presidente dell'Iran, a settembre ha fatto un discorso all'ONU e ha detto: Ahmadinejad, un islamico, l'unica speranza della umanità è il ritorno di Cristo.
Lui, dice Ahmadinejad, è la primavera del mondo, solo lui. Lo sapevate che Ahmadinejad ha fatto questo discorso all'ONU? Quanti di voi lo sapevano? Ecco, 3 persone, andatevelo a cercare su internet. Ahmadinejad ha parlato di Gesù come unica speranza del mondo. Allora, tutta questa storia degli islamici infedeli e della guerra di religione, dove sta? Se è vero che lui ama Cristo e noi pure, no, con ciò non voglio difendere Ahmadinejad, ma voglio dire che ci prendono per i fondelli. Allora, popolo, alzati, svegliati, o la fine è imminente. Quindi, Franco, dobbiamo seguire quell'esempio, dobbiamo mettere la nostra vita a disposizione del prossimo. Ok, un'altra domanda, cerca di essere più circonciso. Veramente volevo fare una domanda. Sì. Volevo spiegare qualcosa che io ho capito della tecnologia di Keshe, e lo spiego non perché siamo qua a fare della scienza, ma perché è una differenza fondamentale, e cioè da quello che conosciamo come scienza, e cioè Keshe dice espressamente: ricordatevi che l'universo non è fatto di materia, è fatto di energia. Certo. E la materia è una manifestazione dell'energia. Assolutamente sì. E secondariamente, perché i dispositivi di questa nuova tecnologia possano funzionare, occorre che l'essere umano che è in contatto sappia attivare alcune parti di se stesso, sì. Per cui sarebbe come, per farvi un esempio, per analogia, mettere una penna biro davanti a un asino. È difficile che cominci a scrivere, esatto. Ma se quella persona che noi siamo oggi si evolve, può avere con la sua evoluzione accesso a quella tecnologia, e quindi occorre un salto di evoluzione nostro per usare la tecnologia di Keshe. Grazie. Condivido al 100%. Grazie, che aveva stata la mano prima. È la verità, dobbiamo cambiare, per avere quella tecnologia dobbiamo cambiare noi. Se noi pretendiamo che qualcuno risolva il nostro problemino tenendo il nostro Severino tranquillamente seduto al calduccio a casa, non succederà nulla, anche perché quella è una tecnologia che verrà usata nel nuovo regno, non in questo scordiamocelo. Buonasera, tanto vi ringrazio per la vostra disponibilità per affrontare questi argomenti. Questo è un quesito che voglio fare a voi per chiarirmi, che è un dubbio che ho. Se tutte queste profezie, sia dal Vangelo che dai Maya, erano già state prefissate, cioè che possibilità avevamo noi di poter modificare il futuro, cioè dove stiamo arrivando adesso alla fine? Quindi è già tutto scritto, questa è la mia domanda. Cioè, è una cosa. Sì, ho capito. Allora, la questione è diciamo non compresa, perché noi di fatto quando parliamo di profezia non la conosciamo. Quindi la profezia dice: accadrà questa cosa se ci si comporterà in questo modo, e quest'altra se ci si comporterà in un altro modo. Quindi non è che la profezia esiste solo nell'accezione negativa, esiste anche nell'accezione positiva, cioè ci sarà una parte dell'umanità che si distruggerà, ma non si distruggerà perché Dio è cattivo e ti punisce, si distruggerà perché ha fatto quella scelta. Cioè la profezia sta enunciando l'evolversi degli eventi in base alle scelte dell'uomo, quindi chi sceglierà l'egoismo, il menefreghismo, il cinismo, la violenza, succederà questo. È come le previsioni del tempo, si vede come si muovono i flussi atmosferici, si stabilisce se piove, se nevica o fa bel tempo. Ma se se qualcun altro farà un'altra scelta, accadrà il nuovo regno, la salvezza, il contatto con gli extraterrestri, la felicità. Quindi la profezia è sempre bipolare. Dipende, la nostra scelta qual è? Decidere in quale flusso entrare, cioè di quelli che vincono o di quelli che perdono. Ma Cristo ha già detto come vincere, cosa fare, cosa vince chi vince, cosa perde chi perde, cioè c'è scritto tutto. Semplicemente che ha creato il sistema che ci schiavizza, ha creato un teatrino, un grande Luna Park
di ballerini, comici, delinquenti, ladri, partiti politici, cantanti, gruppi rock, che ci deve distrarre, cioè riempire la nostra vita di stupidaggini senza nessun senso, in modo che non ci accorgiamo che ci stanno portando via tutto, perché tutti nasciamo e tutti moriamo. Quindi questo lasso di tempo tra nascita e morte è un tempo finito e devi decidere come spenderlo e devi capire come lo stai spendendo e cosa raccoglierai quando arriverà quel giorno, perché c'è un giorno che ci aspetta tutti quanti, dove il domani non c'è, ci sarà una mattina che non vedrà quella successiva per tutti, perché tutti moriamo. Quindi dobbiamo decidere e capire che noi non ci poniamo domande serie sulla nostra vita, né sulla nostra vita, né su quella dei nostri figli, né su quella dei nostri affetti. Viviamo la vita dietro stupidaggini, il calcio, gli spettacoli, lo stipendio, la casa, stupidaggini. Ma se tu spendi male la tua vita, diceva Cristo, a che serve conquistare il mondo se perdi la tua anima? Questo è il problema che dobbiamo risolvere. Quindi profezia, catastrofe, nuovo regno, spetta a noi la scelta, quindi siamo liberi. Ok? A volte succede che... C'era Marina che voleva dire una cosa. Allora, prima volevo così rispondere a Walter prima per quello che dicevi, no? Allora, io in questa esperienza ho imparato essenzialmente una cosa, fondamentalmente, che noi abbiamo un punto di vista così relativo che diciamo che è paragonabile a quello che ha una formica dell'universo. Questo lo comprendi solo quando vivi certe determinate esperienze. Allora, io che non sono Keshe, per aver fatto le affermazioni che ho fatto, ho avuto molte problematiche, non solo con la Curia, ma col Vaticano, perché ovviamente tutto è completamente sotto controllo e chi non vive questo tipo di esperienza non lo può sapere. Quindi in realtà Keshe, per essere dove sta, deve trovare un compromesso, a meno che non voglia rimetterci la vita. Sì, non c'entra niente, è un essere umano che parla di energia astrale. Ma guarda che Keshe parla di scienza, ma la scienza di cui parla Keshe si basa essenzialmente sulla comprensione del concetto di energia, perché senza comprensione del concetto di energia non vai da nessuna parte. Aspetta un secondo che finisco di parlare. Nel momento in cui io pretendo, siamo in una situazione oggi come oggi in cui non c'è spazio ancora per questo tipo di tecnologia, c'è, diciamo, la teoria, ma la pratica non è ancora applicabile, e non è applicabile perché c'è un sistema di controllo che non lo permette. Allora, se tu sei inserito in determinati meccanismi profondi, non ti parlo solo dell'informazione, perché l'informazione viene data dai media per tenerci in una scatola e per non farci sapere esattamente come stanno le cose. Se tu vai a livelli più profondi, ti rendi conto che non è così facile come il nostro giudizio, perché per giudicare una situazione bisogna avere tutti gli elementi o più elementi possibile. Non puoi, come dice Pierre dalla poltrona, dice beh vabbè, questo non fa niente di particolare, effettivamente non porta niente, non può portare niente, perché domani gli sparano, ok? Allora una famiglia, tu cosa faresti nel suo caso? Ci sono molti elementi che noi non conosciamo e ci permettiamo di dare dei giudizi. Se io ti dico che sopra casa mia, quando ho fatto l'affermazione, hanno fatto il primo articolo sull'arena, volavano gli elicotteri neri, tu dici sì, vabbè. In realtà era questo, succede, perché tengono d'occhio tutto quanto. Quindi non si può andare contro il tempo, non siamo adeguatamente preparati e aperti dal punto di vista energetico e mentale. Energetico intendo tutto il rapporto che si ha con questo tipo di realtà. Energia significa sapere che cosa significa avere un contatto con quello che ci circonda e sfruttare anche le risorse che quello che ci circonda ci può dare. Ma se non siamo in grado di gestirla questa cosa, la razza muore, perché quando la tecnologia supera la spiritualità, la razza muore. Quindi dobbiamo ringraziare che Keshe non abbia ancora, non sia andato ancora oltre, perché non siamo pronti. Non sapremo gestirla questa cosa. Se funziona, un attimo solo, anche perché ho sempre pensato che Keshe fosse denaro liquido. Volevo dire una cosa su quello che dicevi tu prima. Sì. A volte delle persone che non hanno voglia di muoversi, di scuotersi, mi chiedono
ma tanto, Cosa serve a fare le cose? e tanto la mia strada, È programmata il destino. Ma non è vero che... il fatto sa già quello che fa, ma sei un cretino, perché proprio perché sa quello che fai e che farai, se tu ti dai da fare e cambi, aveva già previsto che tu avresti fatto perché hai pensato di cambiare. Siamo Noi il nostro futuro è il nostro fatto, non sono altri. Esatto. Comunque Quindi noi abbiamo più batterie. è il dito dietro il quale ci si nasconde, Silvano, per giustificare la propria pigrizia e basta. Sì, volevo solo una domanda. Sì. Se noi dobbiamo risvegliarci, dobbiamo prendere consapevolezza, eccetera, eccetera, di questi personaggi che ci stanno mettendo i bastoni tra le ruote non hanno un ruolo, diciamo, tra parentesi, positivo? Cioè, in che senso? Nel senso che come facciamo a svegliarci se non abbiamo chi ci mette i bastoni tra le ruote? Ma tu quando un popolo viene invaso e si crea la resistenza, non è che gli vai a portare cioccolatini e caramelle, cioè tu metti in gioco la tua vita contro colui che ti sta rubando la libertà. Che differenza c'è? Anzi, questo nemico che ci sta rubando tutto e sta uccidendo il pianeta è molto più pericoloso perché è astuto, è subdolo e ci ha reso prigionieri di una mentalità che non ci fa capire le cose più basilari. Quindi questi ci stanno uccidendo, è un dato di fatto. Cioè, se ci portano alla disperazione che ci spariamo, se ci portano alla disperazione che noi dobbiamo andare alla mensa della Caritas perché non abbiamo cibo, di cosa stiamo parlando? Quando poi di fatto noi non siamo minimamente liberi da muovere il dito su una macchinetta che si chiama internet e dove trovi le risposte. Cioè siamo prigionieri, ci stanno ammazzando e noi siamo lì a sperare in non lo so che cosa. È una guerra, quando c'è una guerra, quando c'è un sistema che ti sta uccidendo, tu cosa fai? È ovvio che c'è qualcuno che ti ostacola, qui ci stanno ammazzando, altro che ostacolo. Ci dobbiamo svegliare, bisogna fare la resistenza, non con le armi, con la lotta sociale, con la lotta culturale, con la lotta del bene, questo dobbiamo fare. Ultime 2 domande. Allora, prima... Giusto? Pietro? Condividi? Vuoi dire qualcosa? D'accordo con Piero. Sì, mi sa che si stanno, dai. Ma comunque la volta si è sentita. Dai, guarda, ti sento, la ripeto io. Allora, la volta l'abbiamo sentita. Volevo capire, Cristiano, ciao. volevo capire perché io è il secondo convegno che vado, quindi sono nuovo della cosa. Sì, Sono 2 anni a sta parte che la mia vita è cambiata. sì, spero meglio. Dal frontale in macchina. Ah, Ecco, io sono stato avvisato dall'altro di alcune cose. sì, Da là ho capito, ho fatto un percorso, ho conosciuto altre persone cosmiche che hanno avuto delle esperienze sì, e mi hanno fatto anche capire che alcune cose, che segni che ho sui bracci, delle abduzioni. delle abduction? Sì, Mi hanno detto che io ero uno di questi. sì, Cioè io non lo sapevo fino all'altro giorno. sì. Però non ho mai nessuno sentito parlare di queste cose. Beh, perché non eri nell'ambiente, io sono 25 anni che ne parlo con un sacco di gente, perché ho deciso, quando qualcuno mi fece questi discorsi, e ti assicuro che mi sventolava le orecchie peggio di come le sventolo io parlando a voi, cioè mi ha fatto saltare sulla sedia, dicevo, che fai? Qui il mondo sta male, ma me lo diceva 20 anni fa il povero Eugenio. Poi figurati quando Giorgio ha ricevuto le stimmate. Marina da pochi anni che qualcuno mi ha detto, oh sveglia Marina, qui c'è da fare, no? Non ti hanno detto così Marina? Sì. Cioè si è data da fare Marina, si è messa in gioco, gira l'Italia, danno la faccia, riceve sputacchiate e offese anche abbastanza pesanti, quindi c'è molta gente che ne parla. Il problema, ecco, tu Cristiano, nella disgrazia di un evento traumatico hai ricevuto una benedizione divina che ti ha risvegliato e ti ha introdotto a conoscere che siamo pochi, te l'assicuro. Io poi ho un panorama privilegiato, perlomeno sulla parte occidentale, perché girando in lungo e in largo conosco più o meno tutti, però siamo qualche milione, non siamo 4 gatti. Certo, rispetto a miliardi, niente, però ci siamo, uniamoci. Poi non è che siamo settari, ci nascondiamo, non lo vogliamo far sapere al pubblico. Io mi sto sfiancando a girare l'Italia e il mondo per urlare. A volte forse sono irritante nel mio modo di essere,
ma è un tentativo di scuotere il cuore delle persone e dire: oh ragazzi, qui il mondo va a fuoco. Ma la notizia poi è bella, c'è gente potentissima, sai, sapere che ci sono esseri potenti ma buoni e amorevoli è una grande notizia, perché i potenti per noi sono sempre dei delinquenti, gente che ci schiaccia. Oh, che bello, c'è gente potente che è saggia e piena d'amore, bella notizia, come quello di 2000 anni fa. Perché ti vogliono aiutare. Lassù qualcuno ti ama, cristiano, quindi devi trovare qualcuno qua giù con cui unirti in questa battaglia sociale, culturale, spirituale. Guarda, Giorgio è una persona stigmatizzata ma molto concreta. C'è un'associazione Omnibus, si chiama Funima, aiuta i bambini poveri, fame, gli dà cibo, istruzione, all'estero e in Italia, perché abbiamo emergenze gravissime anche in Italia. È piccola come associazione, però cerca di attrarre altre persone che hanno quella sensibilità e uniamoci. Cioè, io non è che vi sto dicendo siamo qui, cioè esistiamo, Marina esiste, io esiste, i miei amici che mi hanno accompagnato esistono, cioè uniamoci, creiamo delle situazioni, organizzazioni, associazioni e lavoriamo nella società per migliorarla. Basta, il resto, il colpo di Stato lo fanno loro. Allora c'era, intanto se ti hanno messo il chip e sono buoni, sicuramente non è per farti sparire gli euro dal portafogli, quindi si vede che... Il professor Antonio Chiumento, che è andato via, ha dovuto andare via, faceva un programma su Italia 1, un programma di ufologia, e hanno intervistato 2 cugini liguri, i quali avevano un chip qua sulla testa, erano pelati per cui si vedeva bene il gnocco. E un professore americano che faceva la raccolta di questi oggetti particolari ha chiesto se volevano tirarselo via. Questo ha detto: perché? Sì, fa un po' fastidio se vuoi, ma noi stiamo bene così. La loro capacità di apprendimento è triplicata, cioè una poesia che ci impiegavano 10 letture per imparare a memoria, con 3 letture la imparano a memoria. Non sappiamo se avevamo anche qualche malattia particolare. Noi stiamo bene perché ce lo dobbiamo tirare via, subire anche un'operazione per niente, stiamo bene così e facciamo così. Se andiamo piano forse c'è la possibilità anche di fare la domanda per te. Cristiano, volevo dirti una cosa, in realtà non è perché tu dici ti hanno messo un chip e sono, perché dici che non sono buoni per questo motivo. Non riesco a capire perché se sono buoni però non è necessariamente una cosa negativa il chip. Anche a me hanno messo un chip, ma in realtà il chip è un impianto biologico che non è necessariamente negativo, che serve anche per localizzarti in realtà, o comunque per aprire dei canali se hai avuto questa abduction. Ma dobbiamo toglierci un po' questa mentalità comune che mettono i microchip perché sono cattivi, cioè sono delle tecnologie avanzate che possono servire, diciamo così, per certi motivi, no? Diciamo che lo spirito è sempre il solito discorso, non bisogna confondere lo spirito o comunque le essenze spiritiche con gli extraterrestri. Gli extraterrestri hanno delle tecnologie molto avanzate, almeno quelle che ho conosciuto io, degli altri non so nulla. Però in realtà io sono stata in Svizzera ultimamente, no? La Svizzera, tu sai che è un posto dove, insomma, diciamo che il nuovo ordine mondiale ha fatto dei prototipi di società. Losanna è uno di questi, e c'è un prototipo di società che funziona, però funziona ovviamente su certe caratteristiche che io non approvo, nel senso, secondo me in Svizzera non c'è libertà di espressione, cioè la coscienza che evidentemente con un certo tipo di rigore abbastanza anche severo le cose funzionano, ma questo è un altro discorso. Quando io sono stata in Svizzera l'energia che percepivo non era un'energia positiva, anche se tutto funziona meglio. Là sul lago io non percepivo un'energia molto positiva, percepivo un'energia di controllo, come dire, no? Però io ti ripeto, non sono Siragusa o Cash che magari, cioè, ho bisogno di essere controllata in questo modo, però per quello che dico sono abbastanza scomoda a molte persone, no? Perché ovviamente richiede
un andare dentro questa cosa. Il risveglio è il terrore che hanno su questo pianeta, perché perdono il potere. Se la gente si risveglia, il potere loro hanno finito, hanno già finito in realtà, ma ci vuole un po' di tempo ancora perché si manifesti questa cosa. Vedi, la struttura ormai sta crollando, è come la bestia ferita a morte che cerca di salvarsi fino all'ultimo, a spese nostre chiaramente, no? Però se domani noi invece di andare a pagare le tasse tutti insieme ce ne stessimo a casa, non potrebbero tagliare l'acqua o cose che servono per la vita, no? Perché siamo in tanti. È sempre il solito discorso. Il 9 di dicembre c'è questa specie di si ferma l'Italia, dicono, no? Si dovrebbe fermare l'Italia, ma in realtà il pensiero che fa ognuno di noi è beh vabbè, tanto sono pochi e se ne sta a casa. E certo che sono pochi, se ce ne stiamo a casa sono pochi, sì, però nel momento della verità, no? Uno si alza e reagisce, agisce anzi consapevolmente, e quindi crea il cambiamento. Ma se tutti ci fermiamo lì a dire vabbè tanto questo non cambia, non facciamo niente perché cambi, siamo liberi di crollare, di andare nel baratro. Certo che lo siamo. Però io sono andata in Svizzera e mi sentivo osservata. Facciamo delle foto tanto per fare, così per scherzare, e sopra la casa o il quartiere di questa persona che ci ospitava c'era un'astronave. Come mai? Io lo so che sono monitorata, ma sono monitorata perché sono protetta, e sono protetta perché ho dietro le spalle, come diceva lui prima, delle persone, diciamo così, che mi proteggono, no? Il potere vero, il potere è quello... Certo, c'è un po'. Allora, il male ha già perso, il bello poi è quello. Dobbiamo morire, non se la scampa nessuno. Qualcuno di voi pensa di essere eterno? Dobbiamo morire. Allora, se dobbiamo morire, cavolo, facciamo diventare questo momento che ci aspetta un momento di gloria. Cioè questa morte, sorella morte, facciamolo diventare un momento di grande vittoria. Se ci opponiamo al mondo, Cristo questo ci ha voluto dire. Cristo ha sconfitto il mondo lasciandosi uccidere innocente. Quindi la morte, tanto aspettare ci aspetta, allora rendiamola gloriosa, tanto c'è la vita, dopo la morte c'è di nuovo la vita. Cioè uno esce dal corpo, anzi quando si muore lo spirito fa così, respiro di nuovo. Sono uscito da quella muta pesante e puzzolente che mi sono tenuto 40, 50, 60, 70 anni. Allora questo momento di gioia, vendiamolo bene, abbiamo già vinto, siamo eterni, perché dobbiamo stare? Di che abbiamo paura? Di questi 4 cialtroni? Al massimo ci tolgono la vita, ma tanto dobbiamo morire. E poi è vita questa? Paura dei soldi, paura delle malattie, paura della morte, paura dell'inferno, paura di Silvano per cui le sue barzellette. Ci vuole un atto di coraggio, diceva Borsellino, chi vive nella paura muore ogni giorno, chi vince la paura muore una sola volta. Buonasera a tutti, mi chiamo Flavio. Ciao Flavio. Io parlo dal punto di vista un po' spirituale. Sì. La mia considerazione è questa. Io posso dire che ho fatto un'esperienza 8 anni fa, e forse lo sapevo da quando ero bambino, però certe cose. E ho visto che nell'affrontare tutte le tematiche che affrontate voi, però io le affronto dal punto di vista spirituale perché ho avuto grosse esperienze dal punto di vista spirituale. Sì. Cioè deve essere anche proprio quella dell'uscita del corpo, vedere cos'è lo spirito vero. Sì. E ho visto che comunque, cioè, questa forza dell'amore che c'è in giro ti porta a conoscere quelle persone che hanno quel tipo di esperienza. Certo. Prima cosa. Seconda cosa, chi è sensibile all'amore si fa guidare e riesce anche a fare qualcosa che ti manda a fare qualcosa per le altre persone. Certo. Perché a me mi è capitato di essere spinto ad andare in un determinato luogo, incontrare una determinata persona perché questa persona aveva bisogno, ma io non la conoscevo, non sapevo il suo bisogno. Questa persona era 1 mese e mezzo che tentava di suicidarsi, parlo di famiglia, eccetera. Sì. Io non sapevo niente. È una guerra contro la famiglia.
è una guerra spirituale alla fine, è una guerra molto intensa. Ecco, io non dico tante cose, magari a livello plateale o pubblico è difficile farle, però se ognuno prende coscienza di quel poco che può fare, secondo me... Al 100%, guarda... Io una cosa solo, ho avuto una difficoltà grandissima ad aprire gli occhi alle persone che tu ci tieni, ai tuoi familiari, ai tuoi amici. Siamo liberi. Perdi, tanti amici, io il 90% degli amici li ho persi. Io tutti. Su queste cose. Io il 100%. Dai, io non però sono pochi amici, io non volevo. No, nel senso nessuno ha fatto le scelte come le ho fatte io, ma io sono un sardo con la testa granitica, quindi sono un po' estremo, non è facile, però sono d'accordo con te, ci vuole solo il coraggio di fare un passo. Ma una cosa volevo dire. Sì. La mia vita è cambiata, cioè io da piccolo ho sempre pensato che il mondo, cioè chi ha creato il mondo l'avesse creato molto semplice. Sì. È un'idea che avevo da piccolo, non so perché, ma era nella mia testa fin da piccolo, non capivo perché i miei genitori lavorassero come dei matti, cioè non lo concepivo. Sono d'accordo. E la cosa fondamentale, quando ho letto la prima volta la Bibbia, parlo di 8 anni fa, io ero al 7° cielo, volavo perché ho trovato il libretto di istruzioni per questo mondo. Cioè, per me era il libretto delle istruzioni per vivere. Sì. Cioè, voi non avete capito, cioè, sapere che l'ingegnere che aveva creato tutto ci aveva dato il libretto delle istruzioni per vivere, per me è stata la cosa più bella che poteva capitare. Sono d'accordo, fino a quando l'uomo non sperimenta le leggi alternative e vive nella paura e non fa niente, come può capire come funziona quell'altro sistema se non ci entri mai? Quindi le leggi, se Cristo ha detto ma se il Padre pensa ai passerotti del cielo e veste i gigli di campo, i fiori, ma giusto voi che siete l'apice della creazione vi abbandona? Ma se noi viviamo nel terrore sempre, tutti lì, ma tanto non cambia niente, certo, se stai lì fermo, certo, non cambia nulla, ma chi ha il coraggio di alzarsi e fare il passo cambia tutto, perché si attiva tutto un altro mondo, un altro universo, ma noi siamo tenuti prigionieri nella paura, da un sistema che l'alimenta in tutti i modi possibili e immaginabili. Il TG è una sequela ininterrotta di cattive notizie fino a che non si arriva agli spettacoli e al calcio. Ma nel mondo ci sono tanti begli esempi da cui trarre insegnamento, perché invece solo notizie di porcheria, ammazzamenti, disastri? Ma vediamo il bello nel mondo, cioè dateci esempi positivi, modelli positivi, non modelli negativi, ma se ci danno modelli positivi la società cambia e i padroni del gregge smettono di vivere senza fare niente, perché quella gente, ripeto, non lavora. Berlusconi aveva molto tempo da passare a casa con tutte le sue starlette, perché lavoriamo noi, lui non lavora, lavorano gli schiavi. Ti ringrazio.